Suoniamo le trombe e i tromboni, finalmente c'è il candidato del Veneto, Alberto Stefani, perché fino a ieri non c'era, perciò suoniamo le trombe, si parte, vedremo dove arriveremo, con chi arriveremo e se avranno voglia di cambiare questo paese, di dare la meritocrazia che manca completamente, ecco quella parola magica che è sapere quello che fai su quella poltrona, è una competizione molto importante, è un ruolo di una potenza enorme, comanda più del Presidente della Repubblica, il Presidente della Regione, perciò capite bene che staremo molto attenti e sentiremo tutte le voci. Ma questa mattina sentiremo due voci molto importanti che si occupano di ragazzi, i nostri ragazzi che saranno il nostro futuro, sono loro. E ringrazio veramente la dottoressa Simona Cacciotti, dirigente scolastico Istituto Mafioli. Grazie dottoressa di essere qui. Grazie a lei. Assieme a un altro amico veramente caro, il professor Marco Valletta, docente dell'Istituto Giuseppe Mafioli. Buongiorno a tutti. Perciò di ragazzi veramente, di bravi ragazzi, di esempi buoni, penso dottoressa, ne abbiamo tantissimi, peccato ci fanno vedere sempre quelli sbagliati, pochi, rispetto a quelli belli e buoni che li abbiamo, tipo questi ragazzi che abbiamo visto suonare in questa meravigliosa orchestra. Allora, cos'è la scuola, dottoressa, nel 2025 e l'approccio con questi ragazzi che a mio avviso sono cresciuti molto in fretta, volano molto alto, hanno una grande tecnologia, veramente è una cosa che vorrei proprio sentire. Però saluto anche il professor Pierangelo Clerici, presidente Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Grazie anche lei, professore, grazie di essere qui, parleremo anche con lei di giovani e di questa professione. Grazie a voi. Grazie. Allora, dottoressa. Io direi che ora io sono ovviamente qui in veste di dirigente, ma ho fatto la docente di matematica e fisica per tanti anni. In realtà ho cominciato ad insegnare che avevo 23 anni, per cui insomma ormai. E devo dire che bisogna avere sicuramente tanta sensibilità e la capacità di capire che ogni studente è diverso da tutti gli altri, quindi ognuno di loro ovviamente ha dei talenti e bisogna essere dei docenti molto in gamba, devo dire, per riuscire a valorizzare i talenti di ognuno di loro e quindi questa è la cosa poi secondo me più difficile. Ovviamente bisogna conoscere un po' di pedagogia, un po' di psicologia, oltre al fatto di avere tanta sensibilità che però quella chiaramente secondo me non si impara, ahimè, o si ha o non si ha. Però insomma sicuramente bisogna poi trovare le strategie giuste, il giusto canale di comunicazione per poter arrivare al cuore, io dico, e alla mente di ciascuno dei nostri studenti, perché veramente ognuno di loro ci può dare veramente tanto, insomma, e devo dire ognuno di loro ci può proprio arricchire, perché poi a scuola ci si arricchisce sicuramente a vicenda. Ecco, questo è come io vedo la scuola. Ovviamente è un luogo di ricerca, è un luogo di confronto, è un luogo di crescita, è anche un luogo di scambio. Ecco, ha detto delle parole molto importanti, dottoressa Cacciotti, che condivido in pieno. Io vivo molto con i ragazzi, non so se è una sfortuna o una fortuna, però vedo che hanno un entusiasmo che non manca. Vedo che quando fai o dici qualcosa di importante si emozionano. Ecco, io vedo l'emozione, visto che dicono che non si emozionano più, io la vedo, tremano, ecco, tremano subito, ecco, diventano rossi. Per delle cose che ti sembrano normali, che dovresti dialogare con loro tutto il giorno di queste cose, ad esempio la sessuologia, dottoressa, nelle scuole è importantissima. Questi ragazzi che poveretti giocano col corpo perché nessuno gli ha insegnato
il rispetto anche del proprio corpo, non solo anche del proprio corpo, però si fa fatica, non tutte le scuole sono aperte, non tutti i dirigenti sono aperti, però io dico sempre, dottoressa Cacciotti, che io non devo essere fortunata ad avere quella scuola, quell'insegnante o quella dirigente, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, di imparare, di conoscere. Professor Valletta, cosa dice? Io dico che la scuola è una palestra di vita. E io concordo con quello che ho detto fino adesso, perché i ragazzi devono essere messi nel gioco per essere protagonisti delle loro scelte. La scuola educa affinché i ragazzi possano essere dei cittadini di qualità, prima di tutto. Poi persone che si sanno relazionare e confrontare, e poi diventeranno dei professionisti un domani. Oggi la scuola non forma solo splendidi vasi da riempire e danno un risultato perché sono capaci di fare delle cose, ma devono essere persone che sappiano scegliere consapevolmente le loro scelte e poter essere protagonisti delle loro scelte. Noi adulti dobbiamo essere un esempio concreto, coerente e soprattutto un esempio dove il ragazzo possa vedere cosa gli assomiglia di più, cosa gli assomiglia meno, per poter scegliere quale strada intraprendere. Quindi la scuola come palestra di scelte consapevoli per tutti i giovani. Allora, Presidente Clerici, lei come commenta quello che ha sentito, quello che abbiamo detto, questi giovani, la sua professione, cosa vede dalla sua angolazione, Presidente Clerici? Credo che quanto è stato detto rappresenti la realtà vera, perché noi, come giustamente diceva lei, vediamo sempre gli esempi negativi. In realtà il 95-98% dei ragazzi sono esempi positivi. È che come sempre i ragazzi assorbono ciò che gli viene dato, ciò che gli viene detto, per cui se c'è un cattivo maestro i ragazzi non saranno mai ben allineati. Se i maestri sono bravi, ma non nel senso della propria materia, ma bravi come senso civico, come persone, come educazione, i ragazzi assimileranno questo, perché non dimentichiamoci che ormai la scuola è diventata l'alternativa alla famiglia. I genitori lavorano, per cui sono poco presenti e molta parte del tempo i ragazzi la trascorrono a scuola. Quindi la scuola ha un grande dovere, è un grande impegno, che è quello formativo. I ragazzi del futuro, se li vogliamo, io dico sempre, educati al senso civico, devono impararlo a scuola, ma dalle elementari sino all'università. Questo è fondamentale. E così potremmo avere, come già li abbiamo, dei ragazzi eccezionali, perché noi siamo sempre a colpevolizzarli. In realtà dovremmo anche gratificarli, non solo colpevolizzarli. Vede, professor Clerici, io ieri ero collegata con Boston, col professor Doria, che è un ricercatore, che ringrazio perché erano le 4 del mattino per lui, però lui ci teneva a venire nella mia trasmissione, è già venuto altre volte, e abbiamo parlato proprio di ragazzi, del sistema, e lui ha detto: guardate che in Italia si lavora molto bene, le scuole lavorano molto bene, vediamo, noi abbiamo dei ricercatori, ecco, che sono meravigliosi. Non è che in America abbiamo di più, no, in Italia fate un buon lavoro. È d'accordo, professor Clerici? No, io sono d'accordissimo, perché l'Italia è sicuramente un paese di eccellenza per la formazione scolastica a tutti i livelli. Quello che è drammatico è che non c'è un riconoscimento istituzionale a questa eccellenza. Quando ero piccolo io, lo Stato aveva 3 priorità, che erano le 3 S: sicurezza, sanità e scuola. Oggi sono venute a mancare tutte. Allora non possiamo lamentarci se poi la scuola non forma adeguatamente, ma non perché non vuole, ma perché non ha i mezzi, perché ha degli studenti in grado di apprendere e dei docenti bravissimi, ma se vengono a mancare i mezzi, il matrimonio coi fichi secchi non si riesce a fare. La sanità è nelle stesse condizioni ed evitiamo di parlare della sicurezza. Ha ragione, Presidente, anche perché non abbiamo neppure i fichi, non abbiamo solo i fichi secchi, non ci sono neppure i fichi, professore, quello è il grande problema. Dottoressa, come commenta le parole del professor Clerici e condivide anche lei, anche il professor Doria ieri, che ha detto: guardate che in Italia siete veramente bravi, ecco, siete organizzati molto bene, noi vediamo quando arrivano, perché poi
quasi tutti vanno via, vanno là proprio per quello che ha detto il professor Clerici. Prego. Sì, no, io assolutamente condivido. I nostri studenti sono molto preparati. Cioè io vedo, ora io sono dirigente appunto dell'Istituto Maffioli da un paio di anni e io ho visto che i nostri ragazzi in quinta sono veramente delle eccellenze. Ora, ovviamente si parla del settore dell'enogastronomia, ma appunto i nostri ragazzi si distinguono comunque sempre, si distinguono in Italia, ma sicuramente so che molti dei nostri studenti, poi il professor Valletta che è la mente storica del Maffioli ce lo saprà dire meglio, ma insomma molti dei nostri studenti poi in realtà sono andati anche all'estero, ahimè, e molti invece hanno fatto strada qui, per cui in ogni caso sì, cioè io sicuramente sono orgogliosa di essere a capo di questo istituto, perché effettivamente in un anno e mezzo ho visto veramente ragazzi crescere e crescere molto con passione, devo dire. Ora, per l'appunto domani ci sarà tra l'altro un evento a Treviso alla Camera di Commercio proprio in occasione del progetto Maffioli 100. Lì prima lei parlava appunto di meritocrazia. Per l'appunto appunto domani ci sarà questo workshop e abbiamo deciso di coinvolgere proprio 10 dei nostri migliori studenti, perché come diceva giustamente lei è giusto valorizzare la meritocrazia. Poi il Maffioli è una scuola assolutamente inclusiva, quindi noi cioè, domenica c'è stato un altro evento, il Tiramisù Day, e lì altri studenti, anche i nostri studenti speciali, no? Si sono classificati al primo posto. E quindi come dicevo prima, ogni studente è speciale ed è speciale a modo suo, e comunque che ritengo che sia giusto proprio valorizzare il merito, e quindi domani vedremo poi all'opera i nostri studenti per ricordare, per commemorare appunto Giuseppe Maffioli e tutta la tradizione enogastronomica trevigiana, insomma. Allora, abbiamo aperto con questa musica bellissima di questa orchestra, adesso andiamo con la dolcezza, dopo dite che vi tratto male, musica e dolcezza. Andiamo a vedere questo video Zabaione che ha portato il professor Valletta. Buongiorno, sono Thomas. Oggi ho portato la ricetta dello zabaione, la ricetta presa dal libro di cucina veneziana di Maffioli, a differenza che Maffioli suggeriva un vino passito nella preparazione dello zabaione, invece ho utilizzato un Riesling d'Ambrinus, come questo, che è della zona del territorio di Treviso. È un liquore a base di vino raboso della zona del Piave, quindi zona qua vicino, sempre nel Trevigiano. E ora andremo ad assaggiarlo. Io invece ho fatto preparare qua dei savoiardi e dei biscotti secchi agli agrumi. Quale sarà il più buono? Vedremo. Ma quanto belli sono i nostri ragazzi, questi, che non sono i bravi ragazzi, sono i ragazzi bravi, come piace a Mirella, che è diverso i ragazzi bravi. Allora, professor Valletta, cosa dice di questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere, che forse non riusciamo veramente ad ascoltare nella maniera giusta? Allora, noi siamo una scuola fortunata perché possiamo permettere ai nostri ragazzi di fare due scelte nella vita: inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro o proseguire gli studi nel settore universitario, no? Allora la dirigente ha detto: domani ci
sarà questa performance interessante su questo simposio su Maffioli 100 a Treviso, dove i ragazzi più bravi, quelli che hanno avuto la media scolastica al quarto anno più alta e il voto di laboratorio più alto, si sono messi in gioco rielaborando quello che hanno trovato nel nostro fondo Maffioli, con tutti i libri e tutti i testi, e riproponendo le ricette di un tempo. Quindi dai giovani si impara una cosa, che se io conosco posso fare bene, e se io posso fare bene conoscendo posso anche cambiare e dare nuove idee. Infatti il ragazzo che avete visto prima dice: io non voglio fare lo zabaglione come faceva mia nonna col Marsala, piuttosto che, ma ha scelto un prodotto tipico del Parco Gambrinus, sì, no? Che tu conosci molto bene, sì, dove neanche a fare apposta Cristian Zanotto è stato tutor dei ragazzi e ha proposto di usare l'elisir. Non lo conosceva, l'ha conosciuto, l'ha apprezzato e l'ha proposto in quel modo intelligente. Ora, la scuola deve essere una scelta, un'opportunità, ma soprattutto uno slancio. Poi, indipendentemente cosa farà dopo il diploma il ragazzo, sarà libero, ma dovrà avere questa opportunità di essere competitivo nel mercato e capire che se uno lavora tanto a scuola, impara il senso della costruzione del proprio sapere, forse fuori nella vita sarà più competitivo, potrà scegliere meglio. Benissimo, anche veramente grazie professor Valletta, perché sono parole importanti, bisogna anche premiarli, come ha detto il professor Clerici, questi ragazzi è importante per loro valorizzarli, loro vogliono essere valorizzati, magari prima di arrivare sbagliando, ma poi alla fine quando riescono veramente è giusto premiarli. Cos'è la microbiologia per un giovane e soprattutto far capire l'importanza della microbiologia e soprattutto la ricerca? Prego professor Clerici. La microbiologia è quella scienza che studia tutti gli esseri invisibili, ovvero batteri, virus, parassiti e miceti che possono in alcuni casi generare malattie nell'uomo, e questa è la microbiologia clinica. Poi c'è la microbiologia ambientale, c'è la microbiologia veterinaria, la microbiologia botanica, la microbiologia che si occupa anche di restauro, di affreschi, togliendo le muffe e quant'altro. Quindi i giovani devono comprendere che la microbiologia è una scienza che apre a 1000 possibilità. Ognuno deve trovare la propria. Chi come me ha fatto la scelta della microbiologia clinica sa benissimo che negli ultimi anni siamo alla ribalta per una serie di eventi purtroppo drammatici come le epidemie e le pandemie. Però c'è da fare tanto. È una scienza che richiede passione, dedizione e soprattutto volontà di cercare ciò che spesso è ignoto o ciò che spesso viene ostacolato da altri per idee preconcette. Sicuramente dopo quello che avete fatto vedere mi pento di non essermi dedicato al tiramisù anziché alla microbiologia, però devo dire che per chi come me da più di 40 anni esercita la funzione di microbiologo, la microbiologia è un amore a cui non si può non dedicare tutta la passione. Che i giovani l'affrontino bene, come affrontano, come è stato detto giustamente, i giovani possono anche sbagliare, anzi devono sbagliare. L'importante è che noi non consideriamo i giovani dei piccoli adulti, dobbiamo considerarli dei giovani, quindi come lo eravamo noi, con tutti i pregi, con tutti i difetti e con tutti i rischi. Se noi iniziamo a considerarli dei piccoli adulti abbiamo già fallito. Professor Clerici, io sto cercando con la collaborazione dei dirigenti degli ospedali, anche delle massime eccellenze che abbiamo, che mi danno ragione, e dico che forse dobbiamo aprire di più anche gli ospedali, i laboratori, far vedere a questi ragazzi. Qualcuno mi ha detto, lo facciamo già, però non dico il nome, ma un grande luminare mi ha detto di rispondere. Ho sentito questo professore che mi ha detto che non facciamo abbastanza, dobbiamo fare di più, perché dobbiamo intrigarli di più. E racconto sempre che mi ha fatto dare lo spunto per questa cosa di un ragazzo, di un ricercatore, professor Clerici, che ha scoperto la stella variabile. Un ragazzo giovanissimo anche, l'ho avuto anche ospite. E lui mi ha detto, vedi Mirella, io non l'avrei mai scoperta a scuola e non l'avrei neppure scoperta su internet. L'ho scoperta nel momento, ho scoperto questa passione, come dice lei, questo amore, quando sono entrato nell'osservatorio astronomico.
là ho visto un qualcosa che non avrei mai immaginato e là ho capito cosa volevo fare. Ecco, qual era veramente quello che avevo dentro, non riuscivo a capire e l'ho capito quando sono entrato all'osservatorio astronomico e ho scoperto la stella variabile. Allora, noi dobbiamo capire che, dottoressa, questi ragazzi, oltre alla lezione in classe, poi hanno bisogno di agire, ecco, che qualcuno li prenda per mano e che faccia una formazione anche al di fuori della scuola, accompagnandoli, non da soli, ma accompagnandoli, per far capire che c'è anche un altro mondo quando escono dalla scuola, che non è solo il mondo delle droghe, dello spritz, del mangiare e bere, del divertimento. E forse proprio entrando negli ospedali, nei laboratori, anche nelle sale operatorie chiuse naturalmente, ma vedere, ecco, questi strumenti, loro sono molto appassionati, basta vedere la robotica o l'intelligenza artificiale, vanno a scuola ormai con i compiti fatti con l'intelligenza artificiale, tanto per capire come funziona, poi ne parleremo, dottor Clerici. Forse bisogna agire di più, intrigarli di più con qualcosa che è la formazione, ma spiegata a scuola, ma messa in atto fuori dalla scuola. Cosa ne pensa, dottoressa? Sì, assolutamente. Questo ovviamente i nostri studenti lo fanno, per esempio anche durante le esperienze di PCTO. Anzi, da noi... Spieghi cos'è, perché a casa le sigle non le capiscono, dottoressa. Sì, mi scuso. Tranquilla. Il PCTO è stato questo percorso, cioè in pratica è l'ex alternanza scuola-lavoro, che poi ora probabilmente si chiamerà formazione scuola-lavoro, insomma sono percorsi per competenze trasversali e orientamento. E appunto quindi i nostri studenti, diciamo perlomeno dal 2015 in poi svolgono tante ore di attività come queste proprio al di fuori della scuola, quindi appunto i nostri studenti vanno in alberghi anche famosi, tra l'altro alberghi, bar, aziende, proprio a mettere in atto quello che si impara a scuola. E anche, cosa dicono questi ragazzi quando rientrano, dottoressa? Allora, cosa dicono? Sicuramente ci dicono anche, cioè, a parte che le esperienze sono sempre molto assolutamente formative, anche perché stanno tanto fuori per circa 5 settimane, per cui chiaramente è un percorso formativo, stanno lontano dalle famiglie, quindi insomma ritornano veramente cresciuti, contenti, soddisfatti, e devo dire che molto spesso anche chi li ospita, i tutor, appunto ci fanno proprio i complimenti per i nostri studenti, quindi io devo dire sono molto orgogliosa. Poi vabbè, capita che qualche volta si sbagli, questo ahimè capita, è umano, però d'altra parte a scuola ci si viene apposta, per cui naturalmente poi facciamo loro capire dove hanno sbagliato, nell'ottica ovviamente del recupero, perché chiaramente insomma noi valorizziamo i talenti, poi ahimè quando c'è ovviamente anche perché a quell'età si può anche sbagliare, anzi si deve sbagliare, se non sarebbero neanche normali, a mio avviso, se nessuno sbagliasse. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo, veloce. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Molto interessante, quello che sentivo dire. Perfetto, tutte parole giuste, però i giovani, il futuro è suo, dà da segni e leoni cosa chi vuol fare. E ricordate che per riuscire nella vita reale deve il sacrificio, bisogna sacrificarsi, bisogna studiare, imparare, e la pratica è meglio della teoria. Voglio dire che la vita non è sui libri, la vita non è a strada con la gente, con la concorrenza, con tutte le robe che ti trovi. E questi professori qua vi insegnano a risolvere questi problemi. Neanche non avevo la fortuna di studiare, perché mi sono dato qua, avevo una penna e un libro. Però io mi imparavo dalla strada. Quello che imparare gli altri è giustissimo, perché vi insegna bene, va bene.
e soprattutto la famiglia vede il figlio, aiutarlo. Se il figlio vuole fare una roba e il papà ne piace un'altra, no? Che faccia quello che vuole il figlio. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio. Grazie, sei stato come al solito con le tue telefonate molto chiaro, ecco, meno colti ma molto eruditi, dico io. Ecco, una volta era così, ecco, perché bisogna dirlo perché è vero, cioè abbiamo questa creatività nel DNA e da là si parte sempre. Poi la cultura è arrivata un po' alla volta, ma una volta erano molto eruditi, forse più di adesso in qualche circostanza. Professore? Io sono un grandissimo sostenitore della scuola come palestra. Pensi che la didattica nel nostro istituto, anche per volontà della dirigente, è quello di pensare che devono mettere le mani in pasta, devono sperimentare. Noi facciamo tante ore di laboratorio trasversale, la TIC, tecnologie informatiche, i laboratori di scienze con gli alimenti, i laboratori di cucina, sala accoglienza e di bar. Ma la cosa più importante è riuscire a costruire, a simulare dentro la scuola ciò che accade fuori. Per cui il nostro ragazzo, quando viene messo, tra virgolette, sulla strada del lavoro o sulla strada universitaria, lui è partito da un vissuto personale che ha sperimentato grattando con le proprie mani ciò che gli serviva. Domani è una testimonianza di questa, poi ci saranno altre testimonianze che la nostra scuola ha fatto negli anni. Noi abbiamo dagli anni 80, dall'85 che noi facciamo PCTO, ad esempio l'alternanza scuola-lavoro, e questo è stato un grandissimo risultato perché il ragazzo scopre immediatamente nel suo percorso scolastico quanto la scuola sia in sintonia con il mondo del lavoro e sceglierà lui se essere più vicino o fare un cambio di scelta, perché la scuola è anche orientamento. Negli ultimi anni, grazie anche ai finanziamenti statali con i PNRR legati ai DM di formazione, i nostri ragazzi sono stati sollecitati, la scuola ha avuto più respiro economico per mettere loro a fare il corso di lingua, a fare il corso di informatica, a lavorare con la robotica, a sperimentare in laboratorio nuovi processi. Ma se non lo fa dentro la scuola, dove potrebbe avere questa occasione? La scuola deve essere il là. Poi il concerto lo scrivere il ragazzo. Bellissimo, bellissimo questo finale della frase, ecco, del concetto che ha espresso il professor Valletta. Allora, professor Clerici, quello che vorrei capire anche con lei, qui sta, ormai l'autunno è arrivato, fa un bel frescolino, ecco, sta arrivando l'influenza, è già arrivata. Ecco, anche dei casi di Covid, io l'ho invitata anche per capire come stanno le cose, perché vorrei capire dalla campana giusta, persone che hanno studiato, che sono preparate, che danno dei numeri giusti. Cosa dobbiamo fare? Io ho un banco solidale con tantissime persone che vengono, professor Clerici, e anche ieri una tragedia, attento a non starnutire, hai la tosse, perché ho tanti fragili, io sono molto attenta, molto attenta. Allora, sa cosa ho fatto? Ho messo la mascherina a tutti. Ho detto, guardate, risolviamo il problema. Volete entrare al banco? Tutti mascherina e vai. Ho sbagliato, faccio bene, ci sono dei numeri che dobbiamo stare attenti, dobbiamo vaccinarci e soprattutto, professor Clerici ci spiega le fragilità ci devono vaccinare, ma vogliono spiegarci chi sono queste fragilità? Pensiamo tutti fragili, non ho capito, ma chi è che si deve vaccinare? Lei sorride, viene da piazza, professor Clerici, ci spiega un pochino com'è la situazione dal suo importante osservatorio? Allora, grazie per la domanda. Allora, io partiamo dal fondo, perché vale un po' per tutte le infezioni che circolano nei mesi invernali, perché giustamente si diceva dell'influenza, ma non è scomparso il Covid. I fragili per antonomasia sono gli ultra 75enni, sono coloro che hanno patologie croniche, cardiovascolari, renali, diabetici. I fragili sono anche i bambini. Oggi io tenderei a far scomparire questa definizione, perché la vaccinazione, ad esempio l'antinfluenzale, dai 6 mesi fino ai 100 anni può essere somministrata, comprese le gravide, senza nessun problema e sicuramente aiuta tutti, perché la fragilità è insita a noi nel momento in cui ce ne accorgiamo, ma quanti sono fragili senza saperlo? Per cui vaccinarsi contro l'influenza è un dovere non solo sanitario, ma deve essere un dovere civile e sociale, perché evita la malattia
evita la diffusione del virus, quindi la circolazione dell'infezione, e soprattutto evita di intasare di pronto soccorso con pazienti che manifestano la sindrome influenzale. Per cui per questi motivi bisogna vaccinarsi. È già partita la campagna vaccinale e fra una settimana, per esempio in Lombardia, ma anche in Veneto, sarà gratuita per tutti, per cui non perdiamo questa occasione. Giusto comunque mettere le mascherine negli ambienti affollati, giusto mettere le mascherine se si ha un raffreddore o se si frequentano ambienti in cui ci sono persone che hanno anche solo un banale raffreddore senza avere la febbre. Ricordiamoci sempre che solo di influenza tra le 8 e 9 mila persone l'anno muoiono. Questo è un dato fondamentale. Il vaccino che abbiamo a disposizione oggi in più formulazioni, che è costituito da 2 sottotipi del virus influenzale A e da 2 sottotipi del virus influenzale B, è in grado di coprire l'influenza stagionale che in Australia ha fatto disastri. Le stime attuali ci pongono intorno ai 20 milioni di casi che ci attendiamo. Vuol dire che 1/3 della popolazione italiana potrà essere allettato. Il dramma è che questa è popolazione che lavora, il che vuol dire meno giornate di lavoro, più giornate ospedaliere, più costi e più un sistema sociosanitario che va in crisi. A questo sovrapponiamo anche il Covid, che comunque ancora oggi si attesta tra i 3.500 e i 4.000 casi alla settimana, fortunatamente non più con la pericolosità del 2020 e del 2021, ma ancora con una pericolosità su persone che hanno particolari patologie. Quindi anche in questo caso chi ha particolari patologie, soprattutto dell'apparato respiratorio, cardiovascolare o diabetici, potrebbero aderire alla vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid in simultanea, braccio destro e braccio sinistro, e a questo punto sarebbero garantiti contro l'insorgenza della malattia, che è la cosa che più temiamo in quest'inverno. Senta, professor Clerici, se lei avesse di fronte il ministro Valditara, cosa gli direbbe? Cosa chiederebbe? Al ministro Valditara direi che il concetto di vaccinazione deve essere spiegato bene sin dalla prima infanzia, quindi dalle elementari. Cioè, i bambini devono essere coscienti che ci sono solo 2 modalità per evitare le malattie infettive. Sono o la vaccinazione o l'isolamento. Siccome noi abbiamo già sperimentato l'isolamento col lockdown, credo che resti solo la vaccinazione, che comunque è un atto di coscienza sociale, assolutamente, che fa bene a se stessi, ai propri cari, ai propri conoscenti e al mondo intero. Ecco, il ministro dell'istruzione dovrebbe fare in modo che i bambini comprendano l'utilità della vaccinazione e non diano orecchio a delle sirene oscurantistiche come quelle dei Novax, che assolutamente possono recare solo danno. Questo dobbiamo dircelo, perché purtroppo ne vediamo ancora oggi le conseguenze in persone non vaccinate, ma non parlo di vaccinazione influenzale o anti-Covid, ma delle vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia. Purtroppo noi abbiamo ancora bambini che si ammalano e muoiono in Italia perché non sono stati vaccinati contro le malattie per cui è prevista una vaccinazione obbligatoria. Ecco, il ministro dovrebbe insistere di concerto col ministro della Salute Schillaci su questi argomenti. Io la ringrazio veramente, quasi quasi la invito tutti i giorni, professor Clerici, ecco, perché veramente, ecco, con quanta pacatezza, saggezza e anche quanta competenza sta dicendo delle cose fondamentali per un nostro benessere, perché il problema anche nelle scuole, io l'ho sentito, quei ragazzini poi vanno a casa e ci sono i nonni che poi vanno a finire all'ospedale. Però il professore ha manifestato una cosa importante: il buonsenso supportato dalla scienza e non dalle chiacchiere, capisce? Allora, il problema è la scuola. Io sono 20 anni che mi vaccino e per me è fondamentale un ambiente come la comunità scolastica, dove c'è tanta gente. Io posso essere anche colui che aiuta chi è più debole di me a non contagiarsi. È un senso di responsabilità, quindi non solo buon senso, ma la scienza che supporta la salute di tutti, e questo secondo me deve essere non solo radicato dentro le scuole, ma nelle famiglie, cioè assistenze comunicative di questo senso, la scienza soprattutto perché tutela la salute della comunità. Pubblicità che fa anche rima.
siamo con la dottoressa Simona Cacciotti, dirigente scolastico Istituto Maffiole, assieme a un altro docente, il professor Marco Valletta, sempre dell'Istituto Giuseppe Maffioli, e abbiamo anche Pierangelo Clerici, presidente Associazione Microbiologi Clinici Italiani. Allora, quello che volevo capire, intanto vediamo anche le foto di quello che stanno facendo, di quello che hanno fatto, poi vedremo anche queste nuove cucine e soprattutto questi avvenimenti molto importanti che coinvolgono un po' la cittadinanza. Ecco, potete andare a vedere chi sono i nostri ragazzi, i loro docenti, cosa fanno, visto che dite, non tutti ma molti di voi, che non hanno voglia di fare niente, che sono sempre a casa, che lavorare il sabato e la domenica non se ne parla. Non è vero, assolutamente. Guardate chi lavora nei bar, nei ristoranti, nelle zone turistiche, poi facciamo i conti. Cosa dice, dottoressa? Ecco, questi ragazzi, soprattutto queste importanti giornate per loro dove possono esprimere, vengono premiati? Sì, no, ora le foto che stiamo vedendo appunto sono appunto le foto dei nostri studenti che si trovano proprio nell'archivio del Fondo Maffioli, che abbiamo, diciamo, recuperato perché purtroppo è stato alluvionato a maggio del 2024. Io ancora non ci facciamo mancare niente, No, so che insomma, io arrivai poi a novembre, mi dissero guardi, a maggio ci sono state un paio di alluvioni e purtroppo insomma alcuni documenti del nostro Fondo Maffioli sono andati perduti, però devo dire grazie veramente alla dedizione del professor Bordin, del professor Valletta, insomma in realtà poi questo archivio è stato ricomposto e questo è stato importante per i nostri studenti perché una volta tanto, invece che andare a documentarsi sul web, magari fare, come si diceva prima, no? I compiti o magari qualsiasi cosa attraverso l'intelligenza artificiale, hanno potuto appunto rivisitare le ricette di Maffioli proprio documentandosi su testi storici, e quindi io penso che questo sia stato anche emozionante. Io tra l'altro insomma ecco, mi sono formata al liceo classico e poi dopo mi sono laureata in matematica. Da come parla, guardi, l'avrei giurato. E poi mi sono laureata per matematica per passione, perché chiaramente poi, come dicevo, ognuno è giusto che segua proprio le proprie passioni. La passione era nata in terza liceo, terzo anno, e poi insomma chiaramente l'ho coltivata. Infatti è giusto sempre, quando noi facciamo orientamento, diciamo sempre che bisogna seguire il proprio cuore, no? Cioè, come io prima parlavo di cuore e di mente, insomma bisogna veramente seguire le nostre passioni e la passione è quella che ora, devo dire, ho rivisto in queste foto, semplicemente osservando i volti dei nostri studenti che prima si sono documentati e poi hanno messo in pratica le ricette appunto del nostro gastronomo Maffioli e in qualche modo, diciamo, si sono fatti ambasciatori, no? Della tradizione trevigiana, certo. della tradizione enogastronomica trevigiana, perché di fatto insomma di questo si tratta. Allora, andiamo a vedere anche le nuove cucine Maffioli, commentiamo col professor Marco Valletta, perché anche per loro avere, ecco, questi strumenti anche di ultima generazione è molto importante, perché ti fa lavorare bene. Prego, sì. Professor Valletta. Allora, questo è il momento dell'inaugurazione del plesso di Montebelluna, perché la dirigente nostra è dirigente dell'Istituto di Castelfranco Veneto, che raggruppa il territorio di Castelfranco Veneto, Villa Dolfino, San Giacomo, Pieve del Grappa e Montebelluna. Fermo perché vediamo il servizio e poi lo commentiamo. Viva! Viva! Una ristrutturazione lunga e complessa, ma giunta finalmente al traguardo, quella dell'Istituto Maffioli, con l'apertura delle nuove cucine, tecnologiche, moderne, decisamente all'avanguardia, come si conviene ad una scuola che deve formare persone e personale di alto livello. Far da mangiare saper
far da mangiare per gli altri è una responsabilità non comune, e in questa scuola si impara a far da mangiare molto bene, ma anche un luogo in cui c'è un'educazione tout court, non solo il saper far da mangiare, che ripeto è già fondamentale, ma anche un rispetto verso la disciplina, un rispetto verso le altre persone, imparare un modo di comportarsi che è un momento complessivo di tutta la formazione che viene in questo istituto. Quindi un ringraziamento veramente alla provincia, ai dirigenti scolastici, ai docenti, ma soprattutto a tutti questi giovani che ogni giorno ci insegnano tantissime cose. Un progetto del valore di oltre 2,5 milioni di euro finanziati dalla provincia per quasi metà, il restante derivante da fondi statali, e che riunisce a 2 anni di distanza dall'inaugurazione della nuova sede tutto il plesso scolastico dell'Einaudi Scarpa in un'unica area. Un fiore all'occhiello anche sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico. Anche questo edificio è infatti a consumo zero e completamente ecosostenibile grazie all'utilizzo di materiali in legno con tecnologia ex-LAM. Un'occasione di festa anche per i giovani studenti impegnati a fare da cicerone attraverso le nuove aule, i 2 blocchi di spogliatoi con servizi igienici dedicati e la grande aula bar, dove al termine un piccolo aperitivo ha celebrato le abilità dei giovanissimi sia in sala che in cucina. Sono soprattutto, devo dire, felice perché come al solito gli studenti si sono distinti come sempre, perché gli studenti del Maffioli, devo dire, nelle loro divise impeccabili, insomma, si distinguono sempre. Il prossimo Masterchef inizia qui? Sì, certo. Questa poi è una sala veramente, devo dire, molto bella anche per i colori. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al dottore, come ho chiesto anche l'altra volta, che mio marito, dottore, dal 22 di agosto ha preso l'herpes zoster, sì che più di un mese che aveva delle bolle, poi si sono essiccate, ma le è rimasto il dolore della gamba, dalla gamba fino al ginocchio. E non dormiva né di giorno né di notte, dottore. E cosa si può fare, perché ha provato di tutti antidolorifici e adesso per fortuna dorme alla notte. Bisogna fare anche questa pubblicità, dottore, di questo virus, perché non pensavamo, adesso l'abbiamo capito anche noi, ma che cos'è l'herpes zoster? Perché ci veniva una volta nella bocca, non so. Ma adesso il dietro della gamba tutto largo, dal sedere fino al ginocchio, tutto largo la gamba dietro, una cosa impressionante. E non posso chiederle quanto dura, ma perché tanti mi hanno detto che durano mesi, però non può sedersi perché sotto aveva tutte queste bolle, adesso tutte essiccate, però quando si siede non è capace di star seduto. Dobbiamo fare anche questa pubblicità, dottore, perché tanti non lo sanno. E così volevo chiederle qualcosa, dottore, grazie. Grazie Giusy. Allora, prima di toccare questo tema molto delicato ma importante, ecco, conoscere, capire, ecco, questo è quello che chiedono le persone a casa. Finiamo con la dolcezza. Sì. Allora, questi ragazzi, queste bellissime anche figure che intanto non dividiamo, come mi è piaciuto molto quello che ha detto la dottoressa Cacciotti, perché io non li chiamo mai disabili, odio questa parola, li chiamo diversamente agili. Lei li chiama speciali, io diversamente agili perché si muovono in maniera diversa. Ecco, riuscire a integrare ancora di più queste figure. Noi dividiamo sempre, noi mettiamo le etichette, invece la scuola, a mio avviso, è quella che insegna a non mettere le etichette, a sentirsi normali anche nella propria fragilità o diversità. Prego, professore. Allora, io dico che la nostra scuola veramente è da anni, da decenni, che ha sempre avuto questa sensibilità, perché la scuola è un microcosmo legato al mondo dove la persona è protagonista. Noi non abbiamo a che fare con chiodi, legno, ferro, pur rispettabilissimi come lavori. Noi lavoriamo per le persone, il cuoco che cucina per il cliente, il barman che produce per il bar, no? per l'avventore, e quello dell'accoglienza turistica che deve comunque accogliere e far sentire sicure le persone. Ora, questo spirito che i nostri ragazzi hanno, e considera che i nostri ragazzi vengono da un tessuto culturale svariato, dal figlio dell'operaio al figlio del dottore, quindi è ricchissimo di varietà
pietà su una traccia, diciamo così, di orientamento di un territorio che parte da Vicenza, Castelfranco fino a Venezia, da Bassano per Pieve del Grappa, tutta la zona di Giavera. Ora, i ragazzi speciali, i ragazzi, diciamo così, con abilità diverse, no? Con abilità diverse, sono protagonisti da noi. Ne abbiamo in media quasi 2-3 per classe, ma abbiamo visto l'inclusione di ragazzi, tra virgolette, normodotati che non fanno differenza. Questa è la vittoria più grande. Poi l'abilità del ragazzo cresce nel tempo, ma tu pensa essere inclusivi quando gli stessi ragazzi non fanno nessuna differenza? Loro sono migliori di noi. Allora, fermo però, professor Valletta, perché c'è una cosa che io devo raccontare, proprio perché ho promesso loro che tratterò questo tema, se sarà necessario farò una guerra, perché questi ragazzi poi escono da queste scuole, da questa formazione, con un diploma. Il problema è che non trovano lavoro. Qua i numeri mi danno ragione e non se ne parla, ho parlato con i sindacati, con tutto, nel senso, 2 casi. Io ho questo ragazzo Davide, che saluto, è venuto anche con suo papà in trasmissione, lui ha preso questo diploma dell'alberghiero, però non trova lavoro. Non solo, è andato a una sagra paesana con la mamma, dottoressa, per aiutare, perché ha detto a lui piace tantissimo fare il cameriere, cioè lui vuole fare il cameriere. E questa mamma ha detto mio figlio vorrebbe dare una mano e al momento ha capito che nicchiavano. Ha detto la mamma, ma lo accompagno io se avete il problema che mio figlio non sia capace, non sia in grado, uscito col diploma. E allora l'hanno detto vabbè. Praticamente, dottoressa, alla fine, quando si è presentata in cucina per portare i vassoi, a lui non arrivava nessun vassoio. Allora mi sono stancata e ho trovato un lavoro a Davide, 2-3 orette, e lui è il più felice del mondo. Un'altra autrice, 49 anni, certo soffre di crisi epilettiche molto importanti, ha scritto un libro, sta scrivendo un libro bellissimo e inviterò e lo presenteremo. Io sì ho trovato un lavoro, ma ci mancherebbe altro, però non riesco a far strada, non mi vogliono, non mi lasciano e io so che sarei in grado di avanzare e sarei anche premiata come persona, ma non mi lasciano. Capisci che l'inclusione, dottoressa, bisogna vedere da quale angolazioni, perché voi, lo dice anche il professore, fate di tutto, li fate sentire normali, riescono a lavorare, sono bravi, sono preparati. Poi quando escono che viene fuori l'etichetta che dico io, no? Con questa parola che io non pronuncio e che loro sentono. E questo ragazzo ha detto al suo papà, che fine farò Mirella? Cioè papà, che fine farò? L'ha detto anche qua. Quale sarà il mio futuro papà? Perché non imparo niente da quando sono uscito dalla scuola. Non riesco a capire che percorsi fanno. Ecco, lo dico di dovere, di darsi una mossa, perché abbiamo anche questi ragazzi preparati, bravi. Ecco, cosa vuole dire, dottoressa, questi ragazzi? Sicuro Davide che la sta ascoltando. Devo dire che in realtà noi questo problema lo conosciamo bene e in realtà noi abbiamo un bel gruppo di docenti di sostegno e una di loro proprio appunto l'altro giorno mi ha parlato di un progetto che appunto dovrebbe riguardare il dopo di noi, no? E quindi noi in realtà nel nostro piccolo ovviamente noi siamo una scuola abbastanza grande, ma insomma comunque noi ci stiamo impegnando anche in questa direzione perché ovviamente questa realtà la conosciamo, ahimè, purtroppo bene. Mi fa piacere che lo dica, e quindi noi ci impegneremo anche da questo punto di vista perché ne siamo consapevoli. E però insomma devo dire che qualche volta, ora io prima appunto ripeto ero docente, però nella scuola dove appunto insegnavo prima, ecco, ricordo di 2 miei studenti
appunto che lei che io definisco appunto speciali, che poi hanno trovato proprio lavoro grazie ovviamente all'impegno, perché poi basta, voglio dire, impegnarsi tutti insieme, basta mettersi d'accordo con il comune, con le istituzioni, no? E loro si diplomarono e poi alla fine appunto tutte e due sono venuti al lavoro. Una ragazza è stata occupata nella biblioteca, un altro ragazzo appunto faceva il collaboratore, per cui insomma voglio dire ci sono poi anche delle storie a lieto fine, insomma io voglio essere ottimista e sicuramente ma vede, io voglio parlare di quelle che non vanno a lieto fine, lo so, perché quelle a lieto fine le lascio andare, sono andate, ma quelle che non vanno a lieto fine e che traumatizzano queste persone, perché vivono una realtà che non è la realtà che loro vivevano a scuola, con gli amici, i compagni, sono chiusi a casa, oppure vanno in questi centri che si chiamano CEOD, dalla sera alla mattina, e loro non riescono ad esprimere quello che vogliono fare. Professor Clerici, ormai siamo in chiusura, come ci saluta, cosa vuole dire, che messaggio vuole lasciare questa mattina, e la ringrazio anche per quello che ha spiegato, e cosa vuole dire a questi due docenti, alla dirigente e al professor Valetta? Rubo solo 5 secondi per la signora di prima, ricordando che c'è la vaccinazione anti-herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio comunemente detto, per cui se si fosse vaccinato il marito non sarebbe incorso in questa situazione. Ai docenti che dire, da microbiologo io non posso non dimenticare che uno dei papà della microbiologia, Louis Pasteur, è colui che ha studiato le fermentazioni, quindi tutta la parte enologica di quanto viene svolto all'interno dell'istituto, ma che soprattutto i microrganismi sono alla base anche di fermentazione di alimenti, dei lieviti, e per cui, che dire, mi trovano assolutamente in linea con quanto hanno detto. Chiedo di insistere su tutto quello che fanno, non dimenticando che c'è anche una parte di scienza, di microbiologia, ma sull'inclusività. Purtroppo il mondo reale non è il mondo della scuola. La scuola è ancora oggi fortunatamente un mondo costruttivo, e voi lo state facendo molto bene a quanto ho visto e a quanto conosco. Però il mondo reale purtroppo è un mondo anche, passatemi il termine, spesso cattivo. Io non posso sentire che un ragazzo, perché ha problemi di epilessia, non può lavorare. L'epilessia si controlla e si cura, non è più una malattia che deve emarginare. Ecco, secondo me bisognerebbe far comprendere anche all'interno delle scuole che se c'è qualche ragazzo che ha dei problemi, questi possono essere superati. Dobbiamo dare anche a loro gli strumenti affinché possano rispondere nel mondo reale. Anche questo la scuola deve fare, altrimenti avremo sempre queste difficoltà. E comunque mi complimento e spero prima o poi di fare un giro in questo istituto per assaporare le delizie che i ragazzi preparano. Allora, l'ultima parentesi, poi la lascio veramente, professor Clerici. Quello che ha detto Giusy però mi fa un po' riflettere, professor Clerici. Non dovrebbe essere il medico di famiglia che invita i suoi pazienti a conoscere, ecco, questa, lo so io, ma il problema è che non abbiamo neppure più medici di famiglia. Sia per le vaccinazioni anti-herpes, ma anche per l'antipneumococco, per tutte quelle vaccinazioni che se colpiscono l'adulto sono estremamente gravi. Per cui ricordiamolo, oggi c'è la vaccinazione anti-herpes zoster, c'è la vaccinazione antipneumococco che evitano patologie gravi nell'adulto. Ecco, chiedetelo al vostro medico, si possono fare presso le ASL gratuitamente, ma facciamole, perché poi abbiamo sentito come purtroppo per mesi, perché sono patologie tra virgolette invalidanti, per mesi ci si riduce, assolutamente. Grazie professor Pierangelo Clerici, grazie di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta la dottoressa Simona Cacciotti. Sicuramente ringrazio di avermi invitato oggi, spero di ritornare insomma in futuro, perché devo dire è stata una bella esperienza poter parlare appunto con tutti quanti. Magari con i suoi ragazzi, verrà con i suoi ragazzi. Sì, volendo anche con i nostri ragazzi possiamo portarli quelli bravi, giorno, li premiamo, così li facciamo parlare. Sì, ma sono tutti bravi, no? Sì. Perché se detto ognuno è comunque bravo a modo suo, per cui
io ringrazio tutti e... Grazie a lei dottoressa. Invece il professor Valletta, l'ultima domanda che vorrei fare, il voto. Quanto è importante il voto? Allora, la valutazione, se viene pensata come un processo di apprendimento chiaro, facendo capire dove sono i limiti e le opportunità, secondo me è utile, no? Ma è utile nel confronto. Allora, la nostra scuola è da anni che persegue, diciamo così, l'uniformità della valutazione come un processo condiviso da tutti i collegi docenti, anche perché la norma te lo obbliga, ma il voto deve essere palesato agli allievi in maniera chiara, con tutti gli indicatori utili, facendo capire che cosa vuol dire 4, 5, 6, 7, 8, 9 e anche 10, no? Non perché mi dice il docente io metto 8 perché, però io volevo dire due cose, se me lo fai dire, proprio per salutare tutti quanti. Intanto l'appuntamento domani a Camera di Commercio a Treviso, per chi vuole venire è aperto al pubblico, c'è questo incontro 100 anni del Maffioli e i nostri studenti sono protagonisti. Rivediamo anche le foto perché sono proprio belle le foto. Il 13 di novembre, preside, vero? Sì. A Rio San Martino i nostri ragazzi faranno una sperimentazione con la festa del radicchio proponendo i piatti Maffioli e simuleranno una cena straordinaria con più di 150 ospiti e siamo contenti, ma la cosa bella per l'inserimento dei ragazzi diversamente abili è data da un dato. Io sono convinto che bisogna aspettare che noi age andiamo via dal mondo del lavoro e saremo sostituiti dai ragazzi che oggi vivono queste esperienze, perché saranno migliori di noi, perché sono abituati che la diversità è un plus. La diversità è un'aggiunta ad una crescita sana di cittadinanza, ma soprattutto un'opportunità per tutti. Grazie anche al professor Marco Valletta, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Vi presento un'ospite graditissima che è Patrizia Ferraro, psicologa formatrice. Parleremo di internati militari italiani, visto che si parla ancora di 57 guerre nel mondo. Adesso sembra che questa pace stia arrivando, ma io vado molto calma, dottoressa Ferraro, perché veramente non so come andrà a finire, spero bene, perché veramente non ne possiamo più. Lei invece è un vissuto che vuole raccontare, il vissuto di suo papà. Certo, ecco, allora, un vissuto che veramente la storia deve continuare a conoscere. Certo. Prego. Intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, sono qui per parlare di un argomento che è caduto nell'oblio per tantissimi tempo, ed è quello degli internati militari italiani. Tra l'altro, proprio quest'anno abbiamo celebrato per la prima volta, il 20 settembre, la giornata degli internati italiani, tra cui sono compresi questi 650.000 e più forse internati militari italiani che dopo l'8 settembre, l'armistizio dell'8 settembre, sono stati catturati dai tedeschi e quindi fatti prigionieri. Perché la giornata del 20 settembre? Perché il 20 settembre Hitler ha deciso che questi militari italiani non erano più prigionieri, ma li definì internati militari italiani per punizione e per togliere a loro ogni protezione da parte della Convenzione di Ginevra. Una punizione perché naturalmente da alleati che noi eravamo, dopo l'8 settembre siamo diventati improvvisamente nemici dei tedeschi, e quindi Hitler, per punirci di questo tradimento, li ha definiti proprio internati militari italiani. E questa è la storia di mio padre, di tutti gli internati militari italiani, ma anche di mio padre, che ho raccolto, appunto, ho pubblicato un libro tratto dai suoi diari che lui ha tenuto per 2 anni, dal 43 al 45, fino alla liberazione degli americani ad Hannover. E appunto il libro si intitola La luna Facciamo di anche Hannover. vedere, vediamo se abbiamo... eccolo Sì, qua, si sì. vede anche la copertina, perché la dottoressa ha portato anche il libro. Ecco, vedendo queste immagini raccapriccianti che arrivano, quelle più vicine, ma anche quelle più lontane, quelle che non vediamo, lei che sta raccontando invece la storia di questo uomo, di questi uomini, di questi internati, cosa prova, cosa vede, cosa sente? Ma è possibile nel 2025 vedere ancora queste immagini? Va bene, avremo altre armi, ma
quello, i morti sono morti, le bombe sono bombe. Ecco, cosa prova? Cosa vede dalla sua angolazione? Diciamo che innanzitutto cerco di immaginare cosa ha vissuto mio padre, no? In questo inferno, sotto le bombe, vite umane, migliaia di vite umane perse, anche di giovani, e quindi la sofferenza soprattutto di chi deve subire questa guerra, perché da una parte c'è chi decide di fare la guerra per interessi di vario tipo, e c'è chi, la popolazione, deve subire questa cosa, e questo mi fa soffrire, perché penso anche a mio padre, a quanto ho sofferto in questi 2 anni, quindi immagino queste persone a cui manca tutto, no? Che vivono nella sofferenza più totale, che perdono i loro cari anche, e questa è la cosa più tragica. Ma non sembra che forse continuiamo a vedere un uomo solo al comando, con un potere enorme che non ascolta nessuno, neppure i vertici che fanno parte della sua squadra, che dicono è sbagliato quello che stai facendo, non farlo, causeremo tantissimi morti. Ecco, questo potere, va bene che Andreotti diceva logora chi non ce l'ha, però questo potere che dà alla testa, che non si capisce dove si voglia arrivare, perché sono uomini che hanno famiglie, che hanno figli, hanno mogli, hanno madri. Io non riesco a capire, se ci fossero i loro figli, ecco, ridotti così, cosa succede secondo lei? Perché lei è figlia di un Inter, sa cosa vuol dire? Io provavo raccapriccio perché pensavo mio padre cosa ha passato, ma la storia non insegna niente. A quanto pare no, però noi non ci arrendiamo, io non mi arrendo, perché comunque continuo a parlare di questo e spero che anche alle nuove generazioni arrivi, no? qualche messaggio. Però lei prima parlava di un uomo solo al potere, no? In realtà non è vero che c'è un uomo solo al potere, in realtà è spalleggiato da un bel gruppo di persone. Se facciamo appunto riferimento con la seconda guerra mondiale, parliamo di Hitler perché è riuscito ad andare al potere e a fare quello che ha fatto, lo scempio che ha fatto, perché comunque aveva alle spalle dei collaboratori che l'hanno spalleggiato. Certo. Quindi non è vero che c'è solo una persona, c'è un gruppo di persone che crede in certe ideologie, o magari anche certe persone che hanno paura o che devono farlo, che sono costrette a farlo, no? Però poi la decisione viene presa da questo uomo. Questo, certo. È questo che poi alla fine si arriva, è lui che decide da solo cosa vuole fare, anche se è spalleggiato, però se io non condivido dico anche di no. Certo. È là che poi per quello dico tanto potere, poi uno solo decide, ed è una veramente... E infatti, se posso tornare agli internati militari italiani e al no che diceva lei, no, non sono d'accordo, quindi non aderisco. Gli internati militari italiani hanno fatto proprio questo. Una volta che sono stati fatti prigionieri, a loro è stato chiesto più volte di collaborare, prima per entrare nelle file naziste e poi con la Repubblica di Salò di Mussolini, ma loro hanno detto no a questo e hanno scelto la prigionia. Ecco che allora vediamo che comunque ci sono delle persone che hanno coraggio di dire no a questo, perché capiscono che è sbagliato, e ce ne vorrebbero tante di queste persone per poter evitare cose di questo tipo. Come vede i giovani? Ecco, lei quando va a raccontare, a spiegare ecco, questa sofferenza, cos'era la guerra, chi l'ha vissuta, poi proprio quello che rimane, perché rimane sempre un trauma enorme di quello che ha vissuto, ma di quello che ha condiviso, anche questo dolore immane. Prego. I ragazzi è chiaro che fanno difficoltà a capire, perché stiamo parlando, se noi parliamo dei fatti della seconda guerra mondiale, sono passati più di 80 anni, no? Quindi si fa difficoltà a entrare, no? Nelle vicende, nell'animo delle persone che hanno vissuto questo, però chiaramente oggi stiamo vivendo delle guerre. Sicuramente i ragazzi vedendo questo è chiaro che sono spaventati anche loro, no? Perché è chiaro che loro pensano al loro futuro e dicono ma se il futuro ci promette questo, cioè dove andremo a finire? Comunque devo dire che i giovani sono molto interessati. Se tu proponi questi argomenti e li racconti anche narrando le vicende personali, che sono molto interessanti, sono molto coinvolti e devo dire che possono imparare molto da questo.
Io mi ricordo le parole di una partigiana, una sopravvissuta alla guerra, diversamente giovane. E mi ha colpito quello che ha detto. Ha detto: noi andiamo nelle scuole, raccontiamo ai ragazzi quello che abbiamo vissuto e provato, ma non potranno mai capirlo perché non l'hanno vissuto. Io posso spiegarlo, però vedo che non riescono a capire, perché non si può capire se non lo provi. E quando non ci saremo più noi, queste cose spariranno, non si racconteranno più. Siamo gli ultimi testimoni. Cosa noi. dice lei? Dico che Bisogna passare la mano, no? Sì, nel senso che delle nuove generazioni che non capiscono questo, non potranno mai capire, non solamente perché è passato tanto tempo e comunque le cose che si vedono in televisione non si possono provare perché rimangono comunque distanti, ma perché viviamo in una società in cui abbiamo tutto di più, abbiamo tutte le comodità, viviamo in uno stato di agio e quindi non possiamo assolutamente capire, soprattutto i giovani, cosa può voler dire soffrire di fame, aver paura, non sentirsi più sicuri, non avere più la sicurezza, non avere più vicino i propri cari, la propria famiglia. E quindi questo stato di benessere a cui siamo arrivati ci pone in uno stato di difficoltà nel capire questo. Cioè noi magari siamo più vicini perché siamo una generazione figli di chi ha provato questo, quindi siamo venuti su con un'educazione di un certo tipo, ma i giovani sono completamente distanti da questo. E il benessere porta ad una non percezione della sofferenza e del disagio e quindi a non capire queste cose. Però abbiamo visto anche molti giovani che sono partiti anche con queste navi per cercare di portare aiuti. Ecco, l'emozione, ecco, il brivido nel vedere certe immagini, ecco, ha fatto sì che io non ho mai visto, e lo dico veramente, tante persone scendere nelle piazze a protestare. Naturalmente cercano di evidenziare quei casi, pochi rispetto alle persone che sono scese nelle piazze, che hanno danneggiato, ma quelli ci saranno sempre negli scioperi o nelle manifestazioni. Non è che si possa, da quando c'è mondo è così. Però quello che ho visto è l'emozione dei ragazzi nel dire basta, noi non vogliamo le guerre, noi vogliamo la pace, perché si manifestava per la pace, non per la guerra. Vuol dire che qualcosa sta arrivando, che quando superi l'asticella qualcuno dice anche no, non vogliamo questo, prego. Beh, tutti noi vorremmo la pace, no? Penso che sia una cosa abbastanza normale questo, no? Che ognuno di noi voglia vivere in pace, tranquillo e in prosperità, no? Come si dice? Tutti, perché beh, a parte, insomma, quella parte che decidono, che hanno degli interessi di qualche tipo per fare questo. La pace sì, la vorremmo tutti. Io non so quanto serva poter fare questo, cioè queste azioni da parte anche di chi è partito per portare degli aiuti. Anche il nostro presidente Mattarella ha detto che c'era anche un altro canale per portare degli aiuti, quindi non serviva mettersi in pericolo e anche destabilizzare magari la situazione che è già abbastanza delicata. Ecco, io credo che è vero che c'è questa sensibilità anche da parte di queste persone per la pace, per l'aiuto di questa gente che si trova in situazioni disastrate, però non credo sia stata l'azione giusta questa. Però c'è stato un sollevamento dell'opinione pubblica. Io ho ricevuto una telefonata di un diversamente giovane che ha fatto le guerre, 91 anni, che ha chiamato, anzi che saluto e ringrazio, che ha detto io non ce l'ho più fatta a rimanere a casa, sono andata in piazza San Marco a protestare. Io la notte non dormivo perché lui aveva anche provato, ecco, il provare, e ho voluto manifestare, anche da solo, ma ho manifestato. Capisce che c'è stato un sollevamento dell'opinione pubblica che nessuno avrebbe immaginato. Questo assolutamente questo è stato il messaggio, a mio avviso. Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno alla signora, sono ospite. Allora dicono, io avevo 10 anni e un giorno mio papà ha visto la televisione, era ancora in bianco e nero della guerra, ogni anno fanno vedere le cose che sono successe là.
e lo vedo piangere. Io avevo 10 anni, l'ho visto piangere e ho detto: perché piange papà? Ha detto: ho passato una brutta vita. Alla militare sono stato prigioniero e mi ha detto prigioniero, e faceva le fosse, mangiava erba, mangiava patate. Ha detto che non augura nessuno che vita che ha fatto là. Ecco. Grazie. Una storia che me la ricorderò per sempre, da come piangeva, da quanto male che stava, ecco. Grazie Mirella, grazie per questa testimonianza e quello che ho detto io a questa donna che ha detto: nessuno può capire se non l'ha provato, io posso spiegare, ma vedo che però non è che riescano a capire come posso invece capirlo io. Andiamo a vedere anche questo video di questa presentazione di questo libro, La Luna di Hanover, poi lo commentiamo con la dottoressa Ferraro. Adesso la dottoressa Patrizia Ferraro leggerà qualcosa per farvi capire l'importanza delle parole che pronuncerà. Prego. Qui inizia la storia di mio padre Nevio Ferraro. 1943, aeroporto di Padova, venerdì 10 settembre. Ore 20:15, occupazione tedesca posto di guardia. Sabato 11 settembre, ore 0:15, consegna fucili. Pianto, scene commoventi, piantonati tutto il giorno. Qualcuno riesce a scappare, ognuno che scappa, 3 verranno fucilati. Domenica 12 settembre, svaligiamento magazzini, adunata alle 17. Capitano tedesco ci pone il dilemma di servire la Germania. 5 soli escono, gli altri andranno a casa, un'ora per decidere. Si parte, preparo i bagagli. Si spera di andare a casa e prime notizie a 150 chilometri. Distribuzione pane, partenza, pianti popolazione. Valigie, pacchi, zaini si lasciano man mano che pesano. Consegna di bigliettini con indirizzo. Fughe allievi vestiti da ferrovieri. Vagone bestiame, numero 38. Gallette e scatolette. Si parte alle 15:30, Vicenza, Verona. Dormita sulle tavole in vagone chiuso, feriti lungo la strada. Questa è un po' l'inizio dell'esperienza di mio padre, no? Quando vengono appunto catturati, i tedeschi occupano l'aeroporto di Padova, perché mio padre proprio in questo periodo stava frequentando il corso sottufficiali dell'aeronautica militare. Arrivano i tedeschi, occupano la caserma e quindi li prendono tutti prigionieri. Anche perché c'è da dire una cosa, che l'armistizio è avvenuto un po' all'improvviso, la notizia è stata data all'improvviso, quindi loro si sono ritrovati praticamente privi di ordine.
bambini, non sapevano neanche come reagire. Spiazzati praticamente? Erano spiazzati perché non sapevano nulla. Alcuni hanno resistito, hanno combattuto, alcuni sono riusciti a scappare, come dice appunto mio padre nei suoi diari, altri invece purtroppo sono stati presi prigionieri, come mio padre, trasportato poi ad Hannover. Leggiamo anche qualcos'altro, perché è molto interessante. Ecco, le parole sono come pietre, entrano, perciò sentiamo, prego. Martedì 14 settembre, mi sveglio a Trento, frutta dalla popolazione. A Bolzano incontro con treno borghese. Viva l'Italia! Si comincia a sentire parlare tedesco. Di notte passiamo la frontiera senza accorgersi. Sigarette. Mercoledì 15 settembre. Aprono il vagone e ci troviamo a Innsbruck. Faccio la barba. Alle 11 si riparte. Tirolo. Si passa vicino Monaco e si sfiora Francoforte. Ma dove ci portano? Pane nero e formaggio, boschi e paesi tutti uguali, neri. Zuppa ad Amburgo. Witzendorf, 158 135. Venerdì 17 settembre. Ore 9 arrivo a Witzendorf. Di preciso non sappiamo dove siamo, più alti di Londra. Entrata, campo di concentramento. Stalle. Rancio, acqua e carote e 3 patate. Ore 21, cambio stalla. Riflettori sui reticolati. Noi abbiamo visto questa presentazione del libro, la Galleria Bailo. Chi viene a vedere, ad ascoltare, ecco, e l'emozione che lei vede, quelli che riescono a capire cosa stanno vedendo, cosa stanno sentendo? Beh, il pubblico sicuramente è diversamente giovani, come diceva lei prima, perché chiaramente sono loro che sono interessati a questi argomenti. Molti di loro sono figli di internati militari italiani come me o comunque hanno avuto un parente che ha vissuto questa esperienza e soprattutto diciamo che esprimono il rammarico per non aver potuto conoscere la storia del loro parente. Io sono stata fortunata perché mio padre ci ha lasciato questi diari che sono un documento storico veramente notevole, ma molti non sanno niente, non sanno neanche in che campo di concentramento è stato appunto deportato il padre, non conoscono la storia, anche perché loro ne parlavano molto poco. Era una situazione. Come volessero cancellare come quei se volessero ricordi. cancellare e quindi diciamo che il loro rammarico è quello, quindi vengono a ascoltare la storia di mio padre e trovano molti punti in comune e quindi chiaramente sono coinvolti emotivamente anche loro e provano le stesse emozioni che ho provato io quando ho trascritto il diario. Però c'è un però, e le scuole, i ragazzi delle scuole, perché io quando ho avuto ospite questi ragazzi che sono andati a vedere questi campi di concentramento, ho visto dai loro video che hanno girato che si sono emozionati, hanno pianto, ecco, toccavano questi posti, con mano. Ecco il tatto. Forse è questo che dobbiamo fare, coinvolgerli di più, intrigarli di più con questi racconti, con sicuramente ci sono moltissimi insegnanti molto bravi che li preparano, li coinvolgono e organizzano appunto anche questi viaggi della memoria, no? Ed è proprio qui dove i ragazzi vedono e toccano con mano ciò che è successo, è lì che forse un po' si rendono conto, perché finché non si vede con i propri occhi non ci si crede a quello che è successo. Anche per noi è una cosa incredibile quello che è successo, però se non si vede, non si tocca con mano, non si percepisce completamente questo vissuto. Per quello chiedo se non è il caso forse di coinvolgerli di più con queste gite, ecco, che io penso che possiamo veramente fare, visto che li portiamo in giro per l'Europa,
a vedere, a anche conoscere la storia. Sì, ecco. quindi invece di fare magari un viaggio a Barcellona, fare magari un viaggio che abbia un obiettivo. Comunque vengono fatti, so che ci sono tanti insegnanti. Sì, ma io non devo essere fortunata, dottoressa Ferraro, come ho detto, lo dico sempre, ad avere quella scuola, quegli insegnanti. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere, capire. Certo. È quello che io non riesco a comprendere perché non si faccia, perché vedo appunto anche dei bigliettini poi che mi hanno scritto questi ragazzi che io ho letto, di questo ricordo nel toccare con mano la realtà della guerra, la realtà di campi di concentramento. È stata una cosa che li ha toccati profondamente, ed emozionare i ragazzi, ecco, con questo vuol dire che la storia viene capita, perché poi un domani forse saranno loro che diventeranno come certi personaggi, perciò è meglio prevenire facendo capire cos'è invece il rispetto della vita umana, dei valori, prego. Sì, questi valori chiaramente devono essere interiorizzati, no? Vissuti, e anche col supporto della famiglia, perché anche la famiglia è importante. Adesso non deleghiamo l'educazione dei ragazzi solo alla scuola, anche alla famiglia è un punto di partenza fondamentale per la sensibilizzazione dei ragazzi, non dimentichiamo questo. Però l'ha detto anche lei prima, se io non avessi avuto questi diari io non saprei, oppure molti come mio padre non volevano ricordare, perciò non raccontavano, i figli non potevano sapere. Non raccontavano, però nel loro stile di vita emergeva questo. Quindi anche se noi non lo sapevamo nel dettaglio, io sapevo che mio padre era stato prigioniero, ma i dettagli non li sapevo, ma percepivo nel suo stile di vita, nel suo modo di essere, quello che aveva vissuto. Quindi, un esempio, ad esempio? Beh, innanzitutto una grande importanza che lui dava al cibo, di non sprecare il cibo. A casa mia, se non si finiva quello che c'era nel piatto, guai, perché sia mio padre, ma anche mia madre che ha vissuto la guerra, questo era diventato importante, cosa che adesso invece non succede, perché ormai il cibo, sappiamo, viene buttato, viene sprecato, perché oggi c'è di tutto e di più. Ecco perché dico, dalla famiglia deve partire soprattutto questo, nel modo di comportarsi, non tanto nel dire devi fare questo o è giusto questo, ma nel proprio comportamento. È così che si trasmettono i valori, si fanno interiorizzare i ragazzi. Se posso fare una piccola parentesi, prima vedevo che la regia mandava in onda una foto di una signora anziana, di una certa Elsa Stefani, che è riferita proprio a quello che leggevo io sui bigliettini, bigliettini che venivano lanciati dal treno. Questi bigliettini erano appunto dove i militari che venivano deportati segnavano il loro indirizzo, il loro nome, il loro indirizzo, e se potevano qualche notizia su di loro da lasciare ai familiari. Elsa Stefani era quella che è stata definita l'angelo di Bolzano, perché a Bolzano, dove transitavano i deportati, eccola qua, da giovane e poi da vecchia, ha vissuto fino a 100 anni, quindi qualche anno fa, è vissuta fino a qualche anno fa, e lei era un'impiegata a Bolzano, però quando ha sentito che stavano transitando questi internati militari italiani è subito andata in stazione per vedere cosa poteva fare, se poteva essere d'aiuto, e prendeva questi bigliettini che i militari lanciavano e se poteva li dava alle famiglie per dare qualche notizia alla famiglia di dove era finito il figlio. Quindi anche in questo caso, che è importante, è stato il ruolo, ha fatto bene a ricordarsi. E anche il ruolo delle donne comunque nella guerra comunque è importante. Leggiamo ancora qualche passaggio molto bello di questi diari, molto toccanti. Sì, avevo scelto il momento della liberazione, che è avvenuta, diciamo, un po' per tutti ufficialmente il 25 aprile del 45, anche perché stanotte all'1 ho sentito che ci sono state la firma dei primi accordi di pace tra Israele e Hamas. Quindi mi sembrava giusto leggere quello che un prigioniero provava quando viene liberato. Martedì 10 aprile. La città, nelle prime luci dell'alba, è tutta avvolta in un denso strato di nebbia. Per la strada non si vede nessuno. Mentre mi sto lavando arriva Leandro con la grande, la tanto attesa notizia. Sono arrivati gli americani! Saltiamo dalla gioia. Passano per Marienstrasse camionette blindate tedesche fatte prigionieri.
I soldati salutano avviliti la popolazione e gettano pacchetti di sigarette. Oggi a me e domani a te. Si accorgeranno ora cosa vuol dire essere lontani dalla propria famiglia, dalla propria patria. Ormai la sparatoria è finita, solo qualche colpo isolato in lontananza. Come poter dimenticare il 10 aprile 1945? Scendo ad osservare 3 apparecchi di ricognizione americani che scorazzano sulla città ad un centinaio di metri. Non più croci uncinate ora, ma stelle, stelle. Bombardamenti non li subirò più, questo è importante. Aver potuto salvarmi dopo 141 bombardamenti è una bella cosa. Penso anche a quei poveri disgraziati dei miei compagni, morti giorni fa durante l'ultimo bombardamento e sotto il muro crollato in Stephansplatz. Viene primo a chiamarmi per andare in Aggidentorplatz, dove sembra abbiano dato assalto ad un magazzino. Questa volta arriviamo in tempo. Si tratta di un magazzino di pasta, farina, sapone, piselli, pesce, riso e ogni ben di Dio. Ma che macello! Entro da una finestra. Il magazzino è pieno zeppo. Gente che grida, gente che si spinge. Non so da dove incominciare. Incomincio con una scatola di pasta di 25 kg l'una, poi sapone in polvere e saponette. Faccio anche saltare fuori un sacco di farina e un barattolo di senape, credevo fosse marmellata, e poi scendo in cantina alla caccia del riso. C'è un buio pesto. Si cammina, o meglio si viene trasportati dalla corrente, sopra bottiglie rotte e sopra il vino e la grappa. Al lume di un cerino vedo al mio fianco un corrispondente americano. Lo si distingue bene in quanto sul petto ha una striscia di tela con scritto corrispondente USA. Si gusta lo spettacolo delle belve affamate di tutto. Sorride e con un'aria di superiorità sembra dica fate pure, io di questa roba ne ho fin sopra gli occhi. Capite la mancanza del cibo e all'improvviso tutto questo ben di Dio che non riesci neppure a capire, ed ecco qua che l'uomo, e questo uomo l'ha scritto bene, diventa belva. Ecco, la belva assettata, affamata, che cerca solo di riprendere in mano la sua vita, di sopravvivere. A questa distruzione totale che era in atto. Anche se, posso aprire una parentesi anche a livello storico, tutta questa quantità di cibo, come dice mio padre, che chi ha avuto la fortuna di poterlo trovare, quando i prigionieri sono stati liberati o dagli americani o dai russi, dipende dal campo di concentramento in cui si trovavano, sono stati chiaramente aiutati, rifocillati. Alcuni di loro non erano più abituati a mangiare e addirittura sono morti perché il loro stomaco non teneva più il cibo. Non riusciva più a mangiare. Cioè, per dire i livelli a cui eravamo arrivati, quindi una situazione veramente tragica. Ecco perché parlavo di cibo, quando il cibo deve essere un bene prezioso non da sprecare. Ma può diventare anche un'arma. Io non ti faccio mangiare, non ti faccio arrivare il cibo come abbiamo visto, perché le immagini sono molto chiare, non è che possono dire che non è vero, e diventa un'arma letale. Io non ti faccio più mangiare, prendo il cibo e ti lascio morire lentamente. Può essere uno strumento di ricatto anche, ecco, no? E l'ha detto purtroppo. molto bene lei, appunto il cibo, lo stomaco non riceve più, ecco, tu puoi averlo ma non riesci più a sopravvivere. Eppure questa storia non insegna, dottoressa Ferraro, ecco, a me fa molto male questo. Non insegna perché, ripeto, come dicevo prima, questo benessere ci tranquillizza troppo. Non abbiamo più le difese, no? E quindi siamo tranquilli e non percepiamo la difficoltà, il dolore. Troppo benessere, non va bene. Sandra da Padova, ciao cara Sandra. Ciao Mirella e buongiorno all'illustre dottoressa, Grazie. perché devo dire illustre. Troppo gentile. Ho ascoltato veramente con l'anima quello che diceva e quello che ha detto poco fa proprio su quello che era la guerra. Io posso dire mia mamma e mio papà. Mio papà, appena diplomato, è andato militare 24 mesi, poi è scoppiata la guerra, è partito, è stato prigioniero in Cirenaica
in Libia, in Africa. E mia mamma invece ha patito tanta fame, Mirella, lei e la sua famiglia. E ti do, non so se siete informati, perché come dice la dottoressa, la storia non è stata detta a scuola, qualche papà, qualche nonno voleva cancellare, come ha detto, il ricordo di questo orrore. Mia mamma, siccome soffriva di claustrofobia, abitava vicino al Prato della Valle, qui a Padova, e dunque quando c'era la sirena, che c'erano i bombardamenti, mia nonna prendeva per mano tutti i fratellini e andava nei rifugi che è alla chiesa di Santa Giustina. Mia mamma scappava perché non riusciva a respirare, e una volta, dove c'è la casa del pellegrino del Santo, era sotto i portici e questo signore è uscito dal palazzo e gli ha detto: ma cosa fai? Mia mamma aveva 12 anni, adesso su per giù, e ha detto: io non vado ai rifugi perché mi sento male, non respiro. Allora l'ha fatta entrare. Questo signore era il professor Pari, che aveva dei sotterranei, che ha salvato un sacco di ebrei. Poi lui ha donato il suo palazzo, è diventata la casa del pellegrino, che è un albergo dove vengono i turisti, che hanno prezzi insomma abbastanza accessibili. Allora bisognerebbe mettere in risalto queste persone, perché magari sono stati in risalto all'inizio, però poi sono andate cioè la storia, Mirella, bisogna capirla, saperla, bisogna avere la curiosità. E giustamente ste gite, come ha detto la dottoressa, è inutile andare a Barcellona a fare la gitarella, poi sappiamo come va a finire, qualche ragazzo fa lo stupidino, perché poi la libertà non sempre è gestita bene, è inutile che andiamo, anche se un ragazzo è bravo a scuola, in famiglia. Dunque queste gite, poi bisogna anche dire una cosa, che le gite hanno un costo, Mirella, e mica tutti possono avere il denaro. Ma se si vuole gli sponsor si trovano, Sandra, abbiamo degli sponsor anche qua vicino, che se vogliono possiamo fare tante di quelle gite. Grazie Sandra, fammi andare avanti perché volevo leggere ancora qualcosa, perché so che a casa sono molto attirati, ecco, ascoltano molto volentieri, perché è la storia vissuta da una persona. Ecco, ora se volete leggo il momento del rientro che abbiamo scritto io e Alessandro Fort, che è stato lo scrittore che mi ha aiutato appunto a curare e a pubblicare questo libro. Il rientro. Mio padre rientrò in Italia il 7 settembre del 1945. Appena rientrato dovette presentarsi al distretto militare, dove venne sottoposto a interrogatorio. Gli IMI, gli internati militari italiani, erano stati lasciati senza ordini da quell'8 settembre del 43. Avevano scelto la prigionia, avevano scelto la fame e la fatica per 2 anni. Avevano resistito alle continue richieste di collaborare con il nazifascismo e ciò malgrado si ritrovarono a subire anche quell'umiliazione. Ma le sue traversie non si limitarono a questo. La figura dell'IMI aveva il sapore dell'ambiguità, anche in ragione del clima di guerra che aveva attraversato l'intera penisola. La caccia alle streghe, cioè al fascista o collaborazionista, era dilagata in ogni città, borgo e campagna del nostro paese. Malgrado tutto questo, respirando la felicità per essere finalmente tornato, non si perse d'animo e la fortuna gli fu benevola. Infatti, appena tornato, è riuscito a trovare subito lavoro all'INPS, infatti è diventato poi ispettore dell'INPS, è un po' girato un po' dappertutto, raccontando anche aneddoti molto curiosi, che tra l'altro se volete uno lo racconto dopo perché ci fa un po' sorridere. E poi tra l'altro la sua salvezza, quello che gli ha fatto un po' elaborare questa dolorosa esperienza, è stato soprattutto il teatro. Lui appena rientrato ha cercato una compagnia teatrale e ha incominciato a recitare. Infatti poi è stato riconosciuto come uno storico attore udinese che ha partecipato attivamente all'attività culturale. Tra l'altro, tra le sue attività, tra le sue innumerevoli attività, ha partecipato anche al film che
tutti voi conoscete, film storico La grande guerra di Monicelli. C'è anche un fotogramma, non so se la regia riesce a mandarlo, dove compare mio padre in una scena che è proprio la scena girata a Venzone, in Friuli Venezia Giulia, dove c'è l'esercito che passa sotto il palco delle autorità e mio padre è proprio in mezzo a queste autorità con la bombetta nera e i baffetti. Ad esempio anche la storia di questi paesi i ragazzi non conoscono, non sanno, non vengono portati, sono veramente le storie vissute invece da queste persone. Cos'è, dottoressa Ferraro? Eccolo qua, prego. Che la mettono. Eccola Questa qua, è la foto. scena, il fotogramma preso proprio dal film. Mio padre è dietro, nella fila dietro, quello con la bombetta nera e i baffetti neri. Ecco, questo è il papà. E raccontava che aveva conosciuto Sordi e Gassman, che erano i due protagonisti, e quindi per lui è stata insomma un'esperienza molto interessante. Dottoressa Ferraro, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? In questo momento mi preoccupa, se psicologicamente parlando, questo dilagare della solitudine delle persone e questa diminuzione sempre più accentuata della sensibilità che si ha nei confronti degli altri e questa mancanza di ascolto nei confronti degli altri. Questo mi spaventa molto, mi preoccupa e mi dispiace. Guardi, lei ha detto delle cose senza sapere che io avevo intenzione di mandare questo video di questo ragazzo suicida a Stra, di questa solitudine, che abbiamo dei numeri veramente incredibili di giovani che si sono suicidati. Ecco, andiamo a vedere il servizio e poi lo commentiamo. Dopo quasi 48 ore di ricerche è stato trovato senza vita all'interno di un capannone tra Stra e Vigonza il 24enne scomparso da lunedì sera. Accanto al corpo il cellulare ormai spento che in questi giorni non ha mai trovato risposta alle innumerevoli chiamate. Dalla sera della scomparsa, dall'abitazione di Stra in cui viveva con la mamma, la famiglia ha diramato un volantino descrivendo cosa indossasse l'ultima volta che è uscito di casa, senza tra l'altro portare con sé il portafoglio. È iniziato un tantan sui social per ritrovare il 24enne, mentre nel frattempo si sono mobilitate le ricerche, anche con l'utilizzo di droni e unità specializzate nel piano per la ricerca di persone scomparse. Carabinieri, vigili del fuoco, squadre da Mira, Mestre e Padova hanno scandagliato varie zone, da Stra a Fiesso fino a Vigonza, anche con l'elicottero. Poi la drammatica scoperta. Nessuna lettera, nessun sospetto tra gli amici che l'hanno visto l'ultima volta proprio lunedì sera. Sembrava tranquillo, dicono, così come conferma la ragazza con cui si vedeva da qualche tempo. Ora resta solo il dolore. Sembrava tranquillo. Questa disperazione interna che non si nota, non si vede, non viene capita, ma soprattutto questa decisione di morire. Allora c'è chi lotta per vivere, c'è chi lotta per sopravvivere, c'è chi muore e non sa neanche il perché, e c'è chi si suicida perché non riesce più a stare e vivere queste situazioni. Ecco, la frase sembrava tranquillo viene ripetuta spesso. Sembrava tranquillo, sembrava una persona equilibrata, a posto, però alle volte dietro questo equilibrio alle volte c'è magari un inferno che noi non conosciamo, no? Delle problematiche che possono magari anche essere reali o dei problemi anche che una persona si crea, si costruisce con la propria testa, ma alle volte proprio la solitudine, no? La mancanza di empatia con le altre persone porta a questi risultati drammatici. Infatti sono i fantasmi del passato quelli che fanno paura, quelli che hanno vissuto dei traumi incredibili che tu non riesci neanche a immaginare, sono persone che tu magari incontri e ti sembrano le persone più tranquille e felici del mondo. Ecco, questa maschera che qualcuno si mette prima di uscire e fa vedere che tutto funziona, non c'è problema, quella mamma che si è uccisa col bambino, lo stesso, il sindaco ha detto l'ho incontrata, era tranquilla. Ma cos'è la tranquillità al giorno d'oggi? Chi è che capisce veramente, ecco, questa solitudine, come ha detto lei, Ferraro, che c'è, che avvolge questa persona
che non parla, che tiene tutto chiuso in sé, però deve far vedere che tutto funziona, che non ci sono problemi in famiglia, in casa, questi genitori che non sanno veramente neppure chi sono i loro figli, questa disperazione che loro non avevano notato. Prego. Beh, intanto credo che la tranquillità non esiste, nessuno di noi è tranquillo perché tutti noi abbiamo i nostri problemi e c'è la differenza da come uno gestisce il problema. C'è una persona capace di gestirlo, magari anche in modo razionale, e un'altra persona che invece si lascia trasportare e sopraffare dalle proprie emozioni, quindi non riesce a gestire la sua vita e quindi andrebbe aiutato in questo, al di là del problema, perché poi ognuno percepisce il proprio problema importante. Noi non possiamo dire ma in fondo è un piccolo problema, no, assolutamente, ognuno lo percepisce dal suo punto di vista, quindi se uno vive il problema è un problema e verrà affrontato come problema, però dico l'ascolto è importante, no? Cioè non limitiamoci a vedere la facciata, incominciamo a pensare che al di là di questa facciata c'è un mondo, c'è una storia e dobbiamo avere anche la pazienza e il tempo di ascoltarla questa storia. In effetti, quando io ricevo le telefonate di queste persone molto sole, a un certo punto loro decidono che è giunto il momento di parlare, di dire questa sofferenza. Allora hanno il coraggio di chiamare e di dichiarare la loro solitudine, indicano anche i colpevoli. Ecco, queste persone che dovrebbero essere vicine. L'ultima persona che ha chiamato proprio l'altro giorno ha detto ma forse si vive meglio nel terzo mondo di dove vivo io. C'è una solitudine pazzesca, non vedo nessuno, nessuno viene a trovarmi, ma sono ancora viva. Ecco, cosa vuol dire essere ancora vivi su un mare di solitudine? Perché è quello che c'è. Cioè non è che troviamo, negli condomini non ci si conosce, non ci sono più i cortili, non c'è più niente. C'è però tanta solitudine che riguarda sia i giovani, avete sentito un'altra vittima, che i meno giovani. Forse i meno giovani sono più resistenti. Cioè, forse proprio delle esperienze che hanno avuto sono più forti nel superare, nel cercare ecco, di resistere. Il giovane si ferma non prima. Sono d'accordo, no? C'è molta fragilità nei ragazzi. Molta fragilità. Si ferma prima, dico. Sì, molta fragilità e ogni piccola cosa è un grosso problema che non riescono a superare, ma perché mancano i punti di riferimento. I punti di riferimento sono importanti, per cui uno si sente sicuro e quindi anche se ha un problema riesce quindi ad appoggiarsi a qualcosa, soprattutto i genitori, no? Perché, ripeto, la famiglia è comunque importante. Allora, non vorrei essere banale, però io cito sempre questo problema che oggi abbiamo, odierno, quello dei social. I social, potrà essere banale dirlo perché ormai tutti lo dicono, ma è vero, ci ha portato alla solitudine. È vero che c'è una facilità di comunicazione, eccetera, però c'è anche la facilità di nascondersi dietro un profilo e quindi di evitare il contatto diretto con la persona. E oggi si ha molta paura del contatto diretto con la persona. Si preferisce un post su Facebook, su Instagram, un messaggio, un WhatsApp, piuttosto che incontrarsi faccia a faccia. Un amico artificiale che non esiste. Poi adesso non parliamo di questa intelligenza artificiale che si sta infilando dappertutto a nostro malgrado. Ben venga l'aiuto che può dare nella medicina, nella tecnologia, ma non venitemi a dire che noi riusciremo a gestire a livello relazionale l'intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Molto attenti. Allora leggiamo questo aneddoto che ci farà un po' sorridere, perché è giusto anche in bellezza con un sorriso e diamo ottimisti. La speranza a chi ha vissuto delle esperienze dolorose che comunque con un po' di ottimismo, come ha fatto mio padre, si può in qualche modo superare e avere anche una vita migliore. Una volta promosso ispettore, mio padre ebbe la possibilità di esplorare la sua amata regione e di vivere situazioni davvero singolari. Una in particolare merita di essere raccontata. Venne incaricato di verificare una ditta produttrice di bare. Sospettavano che ci fosse del personale non in regola. Si nascose a controllare dall'esterno chi entrava e chi usciva dall'azienda. E una volta stabilito che c'erano più persone di quelle dichiarate, decise di entrare.
L'accertamento tuttavia non portò a nessuna evidenza di infrazione. Non c'era nessuno tra i presenti senza regolare contratto. Ma proprio nel momento in cui aveva deciso di chiudere la pratica e andarsene, sentì uno starnuto provenire dall'interno di una delle bare accatastate nel magazzino. E questo lo raccontava, ci fa sorridere, lo raccontava sempre, noi ridavamo sempre perché era insomma una situazione abbastanza ridicola, quasi da barzelletta. Però almeno si sorrideva, si rideva, ecco, certo. Dopo tanto dolore. Come ci saluta, dottoressa Ferraro? Con quale messaggio ci lascia? Il messaggio appunto di uscire, di incontrare gente e di ascoltare, di avere pazienza di ascoltare le persone, perché io penso che comunque le relazioni umane siano l'unico antidoto per tutti i mali poi alla fine. Grazie veramente, grazie a voi. Patrizia Ferraro, psicologa formatrice. Ricordiamo il libro La Luna di Hanover, ecco questo libro che va letto. C'è ancora l'esposizione a Galleria Bailo? No, lo trovate su internet, se volete mi potete contattare sui social, che appunto si parlava prima, Patti Ferraro, sia su Facebook che su Instagram. E approfitto di ringraziare anche Alessandro Forte, scrittore, che appunto mi ha aiutato e ha collaborato alla pubblicazione di questo libro. Grazie. Pubblicità. Grazie a voi. Si tratta di una indagine tesa a disarticolare un'organizzazione criminale formata da tunisini ed italiani, con questi ultimi al vertice della piramide, che tra il periodo di maggio 2023 e dicembre 2024 hanno inondato le principali piazze di mercato a livello di stupefacenti nel Ravennate e nel Ferrarese. Era l'ottobre 2023 quando a Mezzano un tunisino venne aggredito da alcuni connazionali. Partirono da qui le indagini dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ravenna, che hanno sgominato un sodalizio criminale che gestiva il traffico di cocaina e hashish, operando non solo tra Ravennate e Ferrarese ma anche a Rimini e nella Marca trevigiana. Risiedeva infatti a Castelfranco uno dei 9 arrestati. Si tratta di un tunisino già noto alle forze dell'ordine nella piazza della Castellana. Nel corso delle attività particolarmente complesse sono stati effettuati anche 6 arresti in flagranza di reato, sequestrato dello stupefacente per circa 10 kg tra hashish e cocaina, che, qualora fosse stato immesso nel mercato, avrebbe fruttato all'organizzazione un guadagno pari a circa 500.000 euro. L'operazione, scattata all'alba con l'impiego del 5° Reggimento Carabinieri Emilia-Romagna, delle unità cinofile antidroga di Bologna e del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, ha portato a 17 perquisizioni domiciliari. I militari hanno anche ricostruito l'attività dell'organizzazione. Ogni giorno avvenivano anche 300 cessioni di droga. Da tempo la zona della stazione, in particolare all'area davanti alla scuola di estetica, è sorvegliata speciale per l'andirivieni sospetto di giovani che hanno scelto il luogo come punto di scambio e compravendita di droga. I poliziotti della squadra mobile da tempo monitoravano la situazione e l'altro giorno sono intervenuti bloccando un gruppo di giovanissimi stranieri che stava creando scompiglio, urlando e alzando i toni della discussione. 2 egiziani sono stati controllati. Alla vista della polizia hanno tentato di scappare ma sono stati bloccati. Il primo era irregolare, senza permesso di soggiorno, in tasca aveva alcune dosi di hashish. L'altro connazionale, 20 anni appena, anche lui irregolare, aveva invece un coltello a serramanico con una lama di 15 centimetri. I 2 accompagnati in questura sono stati denunciati e all'ufficio immigrazione ha avviato le pratiche per l'espulsione. Sono stati così accompagnati al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Sono stati bloccati 2 cittadini egiziani irregolari giunti praticamente da meno di un anno qui in Italia, trovata sostanza stupefacente, uno aveva anche un coltello a serramanico, quindi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica, abbiamo ottenuto in nulla osta e quindi li abbiamo già nella giornata di ieri, grazie ai posti che ha messo a disposizione la Direzione Centrale dell'Immigrazione, li abbiamo collocati presso il CPR di Gradisca di Sonzo in attesa poi del loro definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Ecco, è importante dare le risposte al territorio, un territorio che parla, quindi ben vengano
arrivano le segnalazioni, il nostro compito è appunto questo, di ascoltarle, riceverle e poi dare queste risposte che la gente si attende. Allora, in attesa di vedere se riusciamo a fare questo collegamento con la professoressa Donata Favaretto, docente di tossicologia, ecco, io volevo soffermarmi e riflettere con voi su quello che stiamo vivendo. Sono veramente delle quantità di droga che gira, che è una cosa incredibile. Il problema è che poi queste persone vivono nelle famiglie, ecco, guidano le nostre macchine, i nostri automezzi. Avete sentito quell'autista di treni cosa ha detto? Io mi domando se qualcuno vuole decidersi a controllare, perché veramente è una cosa inaudita, e soprattutto questi messaggi devastanti che arrivano a questi ragazzi che poi diventano piccoli spacciatori pur di prendersi la scarpa firmata, la maglia firmata, la tuta firmata. Genitori che non vogliono vedere, ma come fa tuo figlio ad avere quelle scarpe, quell'abbigliamento se tu non gli hai dato i soldi e non lavora? Cosa c'è che non va? Perché non dialogate con i vostri figli? Guardate che sono momenti veramente delicati, stiamo parlando di ragazzi molto fragili e questo non va bene. Allora sentiamo anche cosa questa emergenza dipendenze, droghe, Treviso di Eva D'Incecco. Andiamo a sentire. Gli operatori di strada che lavorano sul nostro territorio, sulla provincia in particolare, insomma nel territorio di Treviso, che ci riferiscono che c'è l'abitudine non così infrequente dell'utilizzo di farmaci da parte soprattutto dei giovani. C'è anche il fentanyl tra i medicinali che sempre più di frequente i giovani acquistano sul mercato nero, un uso puramente ricreativo di sostanze oppioidi e di antidolorifici che presi insieme a droghe aumentano il loro effetto. Il fentanyl che è utilizzato sia nell'anestesia che per il dolore cronico, quindi è un farmaco commercializzato già in Italia. L'allarme deriva dal fatto che sono state già segnalate preparazioni commerciali vendute al mercato nero di farmaci appunto contenenti il fentanyl. È un allarme che è già stato diramato nel 2017 dagli Stati Uniti con un'allerta internazionale che è arrivata anche in Italia in quel periodo tramite segnalazione dell'Interpol e che effettivamente poi negli ultimi anni è una sostanza che è arrivata anche in Italia. 50 volte più potente dell'eroina, 100 volte più forte della morfina. Il fentanyl è un oppioide sintetico che dagli anni 90 è usato come analgesico contro il dolore cronico. Negli Stati Uniti è emergenza nazionale con ben 1.700.000 morti in meno di 30 anni. Nella Marca, anche se non si parla di emergenza specifica, il fentanyl è presente tra le sostanze stupefacenti di cui un numero crescente di giovani fanno uso. Non vediamo tutta la popolazione, in particolare giovanile, però questa problematica probabilmente questa sostanza è a rischio appunto in generale per la popolazione generale e dei giovani in particolare. Dal Dipartimento per le dipendenze dell'US2 non viene registrato nella Marca un aumento negli ultimi anni di ricoveri, ma sta cambiando la tipologia di utenze. Dai giovani agli adulti sempre più spesso le dipendenze si basano su un poliabuso di sostanze. Per questo è necessario agire sulla prevenzione. Agire sulla prevenzione. Adesso speriamo di fare questo collegamento, ma quello che vorrei capire è quante cose si dovrebbero fare, non si fanno, i controlli mancano perché giustamente non abbiamo le figure per fare questo. Ma allora cosa facciamo? Eppure vediamo che quando il politico ha paura si aumenta la scorta. Noi abbiamo paura ma nessuno ci aumenta niente, abbiamo paura di tutto ormai, abbiamo anche paura di vivere come sta succedendo a certe persone. Non so se sento la dottoressa. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Sì, adesso la sento, mi fa piacere sentirla perché abbiamo visto dei servizi che fanno veramente riflettere soprattutto su questa nuova droga che se ne parla poco, fentanyl, ma però che dobbiamo parlarne. Cos'è che la preoccupa di più e cosa sta vedendo, dottoressa? Ecco, e sono veramente preparati i ragazzi, i genitori per capire che la droga, qualsiasi droga, fa molto male? Prego. Quello che stiamo assistendo adesso è una modalità di spaccio
diversa dal solito. Allora, i sequestri che abbiamo visto anche nei servizi, i sequestri riguardano spacci di sostanze tradizionali, la maggior parte, quindi cannabis, cocaina, eroina, che si conoscono, ma c'è una via di spaccio che è infida, che è attraverso internet, attraverso quello che chiamiamo deep web, ma non solo attraverso il deep web, anche il web un po' più in superficie. È possibile accedere all'acquisto di materiali, i più strani, reclamizzati in maniera proditoria, come incensi, profumatori per ambienti. In realtà hanno anche dei disegni accattivanti, delle cose, diciamo, colorate, che attirano comunque il ragazzo giovane, e al loro interno, una volta arrivati in casa, perché questi viaggiano appunto con scritte del tipo non per uso umano, profumi ambientali, e quindi cercano di evadere quello che può essere il controllo doganale o il controllo postale in questo modo. Quando arrivano, uno apre questi sacchettini, ci trova apparentemente delle erbe, dei macinati che potrebbero forse far sembrare qualcosa simile alla marijuana o qualcosa di macinato, sul quale però viene disperso e supportato sostanze molto attive, i nuovi cannabinoidi sintetici, che sono veramente molto più tossici del classico tetraidrocannabinolo. Ecco. Quindi il pericolo è che chi acquista non sa che cosa c'è dentro, non sa qual è la potenza, ipotizza quali possono essere gli effetti desiderati, che purtroppo saranno effetti allucinogeni o di sballo, ecco, però non ne conosce la potenza, non ne conosce il principio attivo, quindi non conoscendo gli effetti il rischio anche per la salute è veramente molto grave. Dottoressa, quello che però non riesco a capire, forse anche a casa, è perché fare del male al proprio corpo, al proprio organismo? Perché lei dice giustamente, tu non sai cosa prendi, sai che è una sostanza che non conosci a fondo, gli effetti che può avere. Perché farsi così male? Allora, noi abbiamo persone che fanno di tutto per salvarsi e persone che stanno cercando invece di fare del male al proprio organismo. Perché le droghe fanno male, tutte, dal vino al tabacco a quelle sintetiche, però non mi sembra che ci sia tutta questa informazione anche da parte di chi dovrebbe farlo, per far capire alle persone che usano queste sostanze che veramente mettono a rischio il loro organismo. Ecco, questi ragazzi che giocano col loro corpo come fosse qualcosa, a quando decido non mi drogherò più, uno mi ha risposto così, al momento lo faccio, poi deciderò di non farlo più. Ecco, cosa si potrebbe fare, dottoressa? Il problema è che i ragazzi iniziano per curiosità, perché magari qualcuno che loro conoscono ha già provato e gli racconta questa cosa che sembra essere positiva. Si raccontano il fatto che usando queste sostanze ti senti disinibito, ti senti più meglio, sei più disposto ad avere contatto con le persone, vengono definite sostanze entactogene, cioè che favoriscono, quindi apparentemente sembrano delle situazioni piacevoli, quelle che loro cercano. C'è il tam tam da un giovane all'altro, si prova, però il problema è a livello dei circuiti cerebrali. Il nostro sistema nervoso lavora con dei recettori ai quali le sostanze endogene normali del nostro corpo si legano, abbiamo dei neurotrasmettitori che portano i messaggi da un neurone all'altro ed è come funzioniamo normalmente. Se in questi recettori si infilano, si attaccano delle sostanze, queste sostanze vanno ad alterare tutto il meccanismo della trasmissione nervosa e sono molto resistenti, si attaccano, fanno fatica, diciamo così, a staccarsi se non c'è un antidoto. Fin tanto che rimangono attaccate ai recettori si ha la sensazione, fra virgolette, positiva, poi però quando smette l'effetto, perché comunque c'è un certo metabolismo e vengono eliminate, i nostri neuroni desiderano di nuovo quella sostanza. Si forma proprio un meccanismo che porta alla dipendenza, non è più la mia volontà che vuole la sostanza, è il mio fisico, il mio corpo che ha un bisogno irrefrenabile
incoercibile di procurarsi quella sostanza, e quindi è un meccanismo che porta veramente a dover cercare a tutti i costi quella sostanza o sostanze analoghe, e non riesco più a farne senza. Quindi basta una sola volta per provocare questo disastro, no, del nostro sistema nervoso, che non è più in grado di decidere da solo quello di cui ha bisogno. Dottoressa, quei genitori che dicono invece ai loro figli una canna non fa male, l'ho fatto anch'io quando ero giovane, tutto sommato non è un problema, lei cosa direbbe? No, non ho capito, mi scusi, non ho sentito. A quei genitori che nonostante abbiano capito che i loro ragazzi si fumano le canne, ma dicono beh, una canna non fa male, non è un problema, l'ho fatto anch'io quando ero giovane, oppure la canna è anche terapeutica, lei cosa dice? Ah no, allora lì se parliamo di cannabis, allora intanto c'è da dire che la cannabis viene falsamente considerata una sostanza, una droga leggera, perché si racconta che nessuno sia mai morto di cannabis. In realtà nessuno è mai morto di cannabis, perché la cannabis non si ingerisce, non ce la si inietta in vena, si fuma. Quindi per avere una dose letale derivante dalla cannabis dovrei fumare non come un turco, ma più di un turco, e non ce la faccio. Nel frattempo che fumo metabolizzo anche quello che ho fumato, per cui non raggiungerò mai attraverso il fumo una concentrazione tale nel mio sangue da provocarmi il decesso, ma potenzialmente questa sostanza è tossica, velenosa, letale. In bambini piccoli, e sono capitati dei casi anche in Veneto, purtroppo ci sono stati dei casi letali di piccoli che hanno ingerito il blocchetto di hashish che hanno trovato in casa e sono deceduti. Quindi è una questione proprio relativa, dose, peso del soggetto. E questo è un primo fatto. Un altro fatto è che quanto il genitore può aver provato e poi non l'ha più utilizzata, io vorrei vedere se quel genitore l'ha provata da giovane, perché purtroppo quando le provi da giovane il meccanismo subdolo della cannabis è che ti distrugge i tuoi neuroni. I neuroni in formazione vengono proprio deteriorati. Tu puoi anche smettere quando avrai 22-23 anni, ma non recuperi più i neuroni distrutti. Viceversa, se un adulto fuma una canna e poi smette, ecco, lui ha il danno istantaneo, il danno acuto, ma non ha il danno permanente, perché i suoi neuroni sono già maturi, sono più resistenti e quindi non vengono distrutti, non diminuiscono di numero. Quindi il problema con i giovani è proprio questo, che quando saranno maturi avranno meno neuroni dei loro compagni, non avranno raggiunto un quoziente intellettivo pari a quello che poteva essere potenzialmente, vanno male a scuola, non riescono ad avere attenzione e purtroppo dopo non recuperano più quello che hanno perso. Questo è il grande problema di iniziare da giovani. Anche il fumo della cannabis, che è solo apparentemente innocuo. Allora, dottoressa, io all'inizio della trasmissione ho avuto il professor Pierangelo Clerici, che è presidente Associazione Microbiologi Clinici Italiani, il quale ha detto che bisogna fare più prevenzione e parlare di microbiologia anche nelle scuole, anche nelle elementari, iniziare poi da piccoli, proprio iniziare a informare. Non le sembra che forse sarebbe il caso di informare questi bambini che sono più svegli di quello che pensiamo, di quello che fa male al proprio organismo? Perché mi sembra che io non so se tutte le scuole riescono a fare questo, a far entrare i ragazzi che si stanno facendo del male, ma un male molto importante al loro organismo, al loro cervello. Ci mancava solo l'intelligenza artificiale, ecco, e io non so cosa si potrebbe fare, ecco, quale prevenzione consiglierebbe? Soprattutto, è possibile che i genitori non riescono a notare che il figlio si droga anche in maniera leggera, fuma questa canna, guardarlo un po' di più negli occhi, cioè ci sono dei sintomi che si manifestano. Prego, dottoressa.
Quello che si manifesta in un ragazzo di età scolastica è che va male, ha voti pessimi, a scuola è apatico e assente. Questi sono i primi sintomi. Sicuramente un genitore va al colloquio con i docenti, si trova di fronte a una situazione così disastrosa, deve accendersi il campanello d'allarme, questo sì. Purtroppo, lo dico proprio per esperienza, con figli di conoscenti con i quali ho anche tentato di parlare per spiegargli cosa non devono fare. Ecco. Quando te ne accorgi è già troppo tardi, loro rimangono nel loro stato, nelle loro decisioni, non hanno volontà di cambiare. È molto brutto questo, perché è troppo tardi quando hanno iniziato, è troppo tardi, non riesci più a toglierli da quella situazione. L'unica cosa che può toglierli è la volontà. Loro devono essere loro ad avere volontà di smettere e di recuperare. Imporre anche, non possiamo affidarli a una comunità terapeutica, perché la comunità terapeutica non li accetta se non capiscono che la volontà forte del singolo è quella di disintossicarsi e smettere. È purtroppo molto difficile, non è come un altro tipo di patologia, caspita, ho la patologia, farò una serie di accertamenti, vado dal medico, mi darà un farmaco e guarirò. Non è quel meccanismo lì, è un meccanismo che deve partire dalla volontà di non utilizzare le sostanze, ed è difficile da spiegare a dei bambini in cui devi spiegare, gli dobbiamo spiegare non devi mangiare zuccheri, non devi mangiare le caramelle. Sì, ci possiamo provare, però prima o poi qualcuno che gli fa assaggiare la caramella lo troviamo, no? E come lo trovano? Anche perché hanno i nemici e gli avvoltoi dietro l'angolo. Andiamo proprio a Padova, da dove è collegata la dottoressa, e andiamo a vedere questo edicolante spaccia nell'edicola. Ci mancava questo. Andiamo a vedere. Insieme ai giornali ed alcuni clienti allungava pure una dose di cocaina. L'insospettabile edicola in paese era diventata un punto di spaccio ad Albignasego e il suo titolare, un 46enne del posto, è stato arrestato. Da qualche tempo i carabinieri stavano monitorando il negozio, dove era stato segnalato un andirivieni sospetto. Quando l'ennesima cliente è uscita guardandosi in giro in modo nervoso e con le mani apparentemente vuote, i militari sono intervenuti e hanno fermato la donna mentre era alla guida del suo SUV con 2 dosi di cocaina nascoste in tasca. Da qui sono scattate le perquisizioni nell'edicola. Il titolare ha consegnato una scatola nascosta tra i giornalini per bambini con un'altra dose di droga. Dietro al bancone altre 2 dosi di cocaina già pronte. Nel retrobottega invece i carabinieri hanno trovato uno zaino con un bilancino di precisione, 50 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e quasi 1.000 euro in contanti. Il 45enne edicolante è stato arrestato. L'acquirente, una 58enne del posto, invece è stata segnalata come assuntrice alla prefettura. Allora, come commenta, dottoressa, questi nemici dietro l'angolo pronti, ecco, la droga a prezzi anche stracciati, poi vedere cosa compri, ecco, questo giovane ragazzo o ragazza che viene attirato, come dice lei, una caramella un po' particolare, la voglia di provare, ecco, forse è proprio questa conoscenza, il poco rispetto del proprio corpo che tu non hai, i valori soprattutto. Prego, dottoressa. Io credo purtroppo è anche questione di come si nasce con una certa predisposizione. Se uno nasce che tenta il fumo, l'alcol, il gioco, ci sono purtroppo come dire, delle personalità, ma non diciamo deboli o forti, ma anche curiose, predisposte a provare, che non c'è nulla di deterrente, non riesci a dirgli non provare. Noi lo sappiamo tutto, l'esperienza, tu capisci che il fuoco scotta soltanto quando ti bruci e allora poi non lo fai più, anche pensiamo appunto ai bambini. Tu gli puoi dire non toccare la fiamma, però lui si avvicina e poi si scotta. Purtroppo il mondo della droga ha questa cosa che una volta che ti sei scottato diventa molto difficile tornare indietro. Ma cosa dicono i ragazzi a scuola, dottoressa, quando lei incontra questi ragazzi?
Dottoressa, quando lei incontra questi ragazzi, cosa dicono questi ragazzi? C'è un dialogo con questi ragazzi per far capire anche cosa ne pensano, ne discutono, sanno, cercano anche di intervenire se vedono qualche loro amico che usa queste sostanze, oppure sono superficiali, se ne fregano, com'è? Ma in realtà allora, i ragazzi a cui io insegno sono quelli a livello universitario, quindi sono già insomma, sopra i 20 anni, e lì c'è quelli che frequentano l'università. Apparentemente mi sembra che non ci sia nessun problema e il dialogo c'è e capiscono, perché gli spieghi proprio anche di biochimica e di struttura neuronale, quindi a quel livello lì capiscono anche il problema, eccetera. Io penso che il problema è prima di arrivare all'università, nell'ordine scolastico inferiore. Poi non tutti i ragazzi hanno accesso a una scolarizzazione molto prolungata. Già nelle medie bisognerebbe fare prevenzione, nelle medie, perché lì il ragazzino che è prepubere o sta per maturare nella pubertà, probabilmente è lì che gli si deve, non dico spaventare, ma metterlo di fronte ai danni. Ci sono immagini dei soggetti purtroppo distrutti dalle droghe, però la reazione è: ma io non ci casco, ma io resisto, e questo va di pari passo con un altro tipo di mentalità, che è anche una mentalità, se vogliamo, purtroppo mi viene di dire da scienziato, cioè colui che vuole sperimentare, che vuole provare. Quindi quando le cose se le sente dire, dice ma però io magari riesco a provare. Tanti di queste persone che utilizzano sostanze, anche quelle più nuove, si autodefiniscono come sperimentatori. Ne dico la verità, proprio nel mondo della scienza abbiamo avuto dei grandi sperimentatori che sono andati per esempio in Amazzonia e tutta la zona del Sud America, presso i villaggi locali dell'Amazzonia, a vedere che tipo di pozioni, che tipo di sostanze venivano utilizzati nei riti sciamanici, nei riti religiosi. E quella è scienza, quella è stata poi scienza-conoscenza, perché queste sostanze si è capito che agivano a livello neuronale, se ne è capita anche la pericolosità, però la conoscenza non si può fermare, lo spirito la curiosità, lo spirito di intraprendenza del giovane si fa fatica a fermare, bisognerebbe dargli delle alternative. Purtroppo quando ci scappa il morto è lì che l'avviso è forte. Quando incominciano tanti ragazzi, non vorrei mai dirlo, però è così. Per tante cose, come con la guida ad alta velocità o la guida sotto l'effetto di alcol, adesso mi sembra che stiano diminuendo il consumo alcolico dopo centinaia di morti sulle strade a causa dell'alcol o delle sostanze stupefacenti. Si potrebbe dirgli a questi ragazzi, quelli che non hanno ancora la patente: attenzione, voi vi diamo la patente, ma dopo voi non potete consumare alcol, utilizzare droghe, perché quella patente vi viene tolta e non la vedrete più. Ecco, forse a quel livello lì fargli anche prevenzione delle conseguenze reali, tangibili dell'uso di alcol e sostanze. Ha fatto bene a ricordare anche queste cose che potrebbero essere fattibili. Stai attento, perché io ti ritiro la patente, ma non te la ritiro per 1 mese o 2, te la ritiro magari per 5-6 anni, voglio vedere, perché mi sembra che nonostante tutte le pene siano molto lievi, non c'è niente da fare, basta vedere anche nonostante che sia vietato usare il cellulare, non c'è nessun verso, noi vediamo tutte le mattine quando usciamo. Forse qualcuno dice la pena non serve punire. Lei cosa dice? Allora, la pena deve essere data nell'ambito di come dice la parola stessa, nell'ambito di un
reato penalmente perseguibile secondo il nostro codice penale, quindi se c'è la pena va scontata, è ovvio. La pena però avrebbe un intento di recupero. La pena non restituisce nulla alla società in termini pratici. Se uno ammazza qualcuno, non è che la pena, l'ergastolo, restituisce la persona morta alla società. La pena ha lo scopo però di rieducare la persona e di farla riflettere sulle conseguenze di quello che ha fatto e di fargli fare un percorso di riabilitazione. Quello sarebbe lo scopo della pena. Se pensiamo a Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, già lì troviamo proprio che anche il carcere non deve essere, non serve niente che il carcere sia repressivo, chiudo a chiave, dopo quando la chiave la riapro tu esci e sei peggio di prima. Però l'investimento in un carcere equo, in un carcere educativo, ci sono degli esperimenti che funzionano bene, ci sono persone qui al carcere Due Palazzi di Padova che hanno messo in piedi un'attività produttiva di prodotti, pane, dolci, quant'altro, producono. Ecco, se all'interno delle carceri si fa produrre, si dà un mestiere, si fa attività anche remunerativa, insomma questo porta le persone a un percorso di riprendersi in mano la vita, diciamo, di riprendere in mano la loro vita, il loro percorso. Il percorso costa, perché le carceri attualmente sono sottodimensionate, vi è poca assistenza degli agenti carcerari, ce ne sono pochi, ci sono problemi di tutti i tipi, assistiamo a suicidi in carcere purtroppo molto frequenti, anche di ragazzi che non sono preparati a stare in carcere, non sanno che cosa vuol dire, no? E in queste celle non resistono e preferiscono la morte, ecco. Mi verrebbe da dire ai ragazzi anche giovincelli, farli fare un giro per il carcere, ma non credo che sia possibile. Anche per gli ospedali, io dico, dottoressa, dove c'è la sofferenza, che forse capirebbero molto di più. Allora andiamo a vedere invece, sempre a Padova, queste regole d'oro benessere. Andiamo a sentire. Dormire, saper attendere e silenzio digitale. Queste le 3 regole d'oro che la Fondazione Novella Fronda, in collaborazione con il Comune di Padova, sta cercando di diffondere per prevenire le dipendenze e portare benessere psicologico e fisico nella società. Un cervello, come un motore, non può andare sempre fuori giri al massimo dei giri, ha bisogno di momenti di recupero. Quindi un cervello che non ha degli spazi di recupero va fuori giri e fa tutta una serie di errori e di cose che possono essere anche gravi. Questa è la 3ª regola d'oro. La seconda, che può essere tradotta nel vecchio proverbio dei nostri nonni e bisnonni, chi si accontenta gode. Ecco, il godimento è legato alla capacità di accontentarsi, cioè di aspettare che arrivi. Se uno ha tutto subito, proprio per motivi di tipo neurologico, il piacere crolla, non c'è. E di conseguenza i ragazzi o chi non è in grado di aspettare va a cercare piaceri che spesso sono nelle droghe, negli smartphone e via di questo passo. Il sonno è la 3ª regola d'oro. Per i giovani e i giovanissimi le ore di sonno necessarie sono anche 12, per gli adulti e gli anziani dalle 7 alle 8 ore. Noi non sappiamo perché si dorma e questo è un grande mistero per il momento. Sappiamo però oggi con certezza alcuni meccanismi del sonno e sappiamo altri meccanismi, altre cose che succedono dalla deprivazione. Per quanto riguarda i meccanismi del sonno, noi sappiamo che durante il sonno il cervello viene pulito, cioè lavato, come una lavapiatti che ci mette 3 ore per fare il ciclo completo. Se noi la stacchiamo a 2 ore, tiriamo fuori i piatti sporchi.
3 regole semplici che si rifanno anche al buonsenso e che, se seguite, portano equilibrio sia fisico che mentale. Credo che siano regole che si rifanno anche alla nostra tradizione educativa dei nostri genitori e credo che queste siano state un po' abbandonate dalle generazioni nuove e hanno bisogno invece di queste norme, di queste regole che possono dare davvero, creare la differenza nella funzione educativa. Allora, dottoressa, come commenta questo servizio, quello che ha sentito da questi colleghi? Prego. Allora, ho sentito sì il meccanismo del sonno come rigenerativo del nostro sistema nervoso, sono d'accordo su questo. Il nostro sistema nervoso che tutto il giorno è continuamente stimolato, l'iperstimolazione ha bisogno di tempi di pausa. E sicuramente i nostri neurotrasmettitori hanno bisogno di essere rigenerati perché ne consumiamo una quantità notevole quando siamo stimolati. Quindi concordo pienamente. Le sostanze psicoattive invece hanno l'effetto, pensiamo anche alla cocaina o le anfetamine, di continuare a tenere sveglio il sistema iper sollecitato, più della normale attenzione, della normale sveglia, e questo ipersollecitazione poi si paga, certo, perché il meccanismo di trasmissione neuronale viene alterato in maniera veramente quasi definitiva. Adesso non ho qui da farvi vedere delle slide molto interessanti in cui si vede proprio il cervello di una scimmia, di un primate a cui è stata somministrata ecstasy, la famosa MDMA, ecstasy, le pasticchette che si utilizzano nei rave party, e si vede che a distanza di alcune zone del cervello si spengono per sempre. Viene fatto con una risonanza magnetica nucleare questo esperimento. Si vede che dopo 10 giorni di utilizzo alcune aree si spengono e anche dopo 10 anni quelle aree del cervello non si riattivano più. Quindi c'è qualcosa che consuma, diciamolo in maniera semplice, quelle sostanze consumano porzioni del nostro cervello. Io spero veramente che qualcuno riesca a capire l'importanza di fare prevenzione, ecco, parlando di queste droghe con questi ragazzi, perché naturalmente loro con i social vanno a spasso, ecco, se le prendono veramente io penso anche nell'indifferenza di molti genitori. Possibile che tu non ti accorga, anche perché ci vogliono soldi, dottoressa, alla fine per comprarli, pochi o tanti, ma sempre soldi ci vogliono. Ecco, che appello vorrebbe fare a questi genitori che non vogliono vedere, non vogliono sentire, tanto mio figlio a casa tranquillo e beato, non sta facendo niente di male, magari chissà lui dov'è con il suo cellulare, col suo smartphone. Prego. Il mestiere dei genitori è il mestiere più difficile del mondo, non c'è un manuale e non si impara, e io che genitore sono so quanto difficile è, perché se tu cerchi di entrare troppo nella sfera di tuo figlio, ti manda a quel paese, c'è poco da fare. Dargli fiducia, ma non ti racconterà mai certe cose. Io non ce l'ho con i genitori, è difficile. Io dico sempre che la droga distrugge il soggetto, ma distrugge anche la famiglia. E purtroppo ci possono essere dei segnali, ma questi segnali poi tu dici a tuo figlio: guarda che ma non è che stai prendendo qualcosa, vedete, la reazione sarà una reazione terribile, ma cosa dici? Ma lasciami solo, lasciami in pace, no? Non so, io forse l'intervento degli psicologi nella scuola dell'obbligo, degli sportelli per i genitori e anche sportelli per i ragazzi. Parlare, ricordo che c'è stato anche un testo molto importante che diceva parlare con Pinocchio, in cui Pinocchio è il ragazzo, è il figlio che ti racconta bugie, ti racconta balle e ti sfugge. Ecco, la cosa più difficile del genitore è riuscire a parlare con Pinocchio, e io credo che ci voglia proprio un aiuto della psicologia,
non dico della psicoterapia, ma dei contenuti di psicologia, ecco, forse dei corsi per genitori, e ci sono in giro per le nostre realtà, per le nostre comunità, corsi di genitori che hanno figli adolescenti con contributo appunto di psicologi. Questo secondo me Grazie, veramente ringrazio la professoressa Donata Favretto, docente di tossicologia, che è stata con noi, pillole di saggezza a casa, soprattutto ascoltate bene. Non sono riuscita a passare le telefonate perché ero in collegamento telefonico con la dottoressa, perché questa tecnologia purtroppo è molto complicata, sempre, comunque, dovunque, qui da noi. Però è così, comunque avete sentito anche questa mattina abbiamo imparato qualcosa, adesso anche noi dobbiamo capire di agire per il bene di tutta la comunità. Penso che ognuno deve fare un passetto e penso sempre, per dottoressa, anche i genitori di una volta con tanti figli, tanti problemi, però riuscivano a fare i genitori, adesso con un figlio non riescono neppure, certi non tutti, a fare neppure quello. Sarà anche difficile, ma sei tu il genitore, devi essere un genitore autorevole, non autoritario ma autorevole, sì. Grazie dottoressa, grazie. Adesso andiamo a vedere, a voi per l'attenzione, grazie a lei, arrivederci. l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo al Banco Solidale, stiamo aspettando Katia, che voi già avete visto, perché Katia è in grosse difficoltà. Allora Katia, tu hai chiamato Rete Veneta, sei venuta in trasmissione e noi abbiamo capito che sei in forte difficoltà. Mi hai detto che questo mese tuo marito non ha neanche ricevuto lo stipendio. Com'è? Quanto dura è? È durissima, soprattutto dopo aver perso anche l'abitazione a causa di queste grosse difficoltà e nessuno ci viene incontro. Tuo figlio ha fatto anche un appello, mi sembra che siano arrivate delle risposte. Sì, ci sono arrivate delle risposte, in questi giorni appunto le sta valutando per vedere la migliore opportunità da scegliere in base a quello che ha studiato o non, e sostanzialmente sono veramente felice e devo ringraziare tutti voi. Allora, Lucio aveva fatto una richiesta di cercava lavoro, a lui piacciono i motori e noi speriamo che sia la volta buona, che troviamo qualcosa per Lucio e tirarlo su di morale, perché era abbastanza giù e non è giusto. Allora Katia, tu so che sei venuta a farti la spesa, però oltre alla spesa c'è una sorpresa per te, che la Elvira mi sta dando, che è la nostra tesoriera, eccola qua. Questo è l'assegno, che non te lo aspettavi? No. Sostanzialmente no, e devo dire che è una grossa soddisfazione vedere questo grande aiuto da persone che non ho mai conosciuto e che sono venute a conoscenza grazie, devo soprattutto dirlo, alla mamma che lotta con me pur avendo grosse difficoltà economiche, pur avendo una forte malattia. Ti stai emozionando? Sì, perché per me posso dire che da oggi la mia vita sta cambiando, perché molte persone mi hanno dato l'opportunità di andare avanti e di guardare a testa alta. Vedete, grande famiglia di Rete Veneta, cosa riusciamo a fare? Perché noi non è che aiutiamo chi se lo merita, aiutiamo chi ne ha bisogno. E adesso è arrivata anche Emanuela. Vi ricordate che io giovedì ho fatto vedere il vaglio postale di un'altra Emanuela per aiutarla? Allora questo vaglio è stato cambiato dalla nostra tesoriera, che adesso consegnerà i soldi, perché era intestato ai veneti scacciati dalla crisi, ma era mirato per Emanuela. Ecco Emanuela che sta arrivando. Buongiorno. Come va intanto Emanuela? Benino, con l'autunno però un sacco di dolori, mi si stanno muovendo, ho proprio difficoltà a camminare, a muovermi, però spero di iniziare la ginnastica subito, così cerco di rendermi un po' più autonoma. Però benino, dai. Esatto, benino. Bisogna essere positivi sempre. Sempre. Come dice Mirella, sempre positivi. Sempre positivi. Vero Emanuela? Sì, sempre. Allora Emanuela, oggi tu sai che è arrivato un vaglio che ha intestato i veneti scacciati dalla crisi, che noi abbiamo fatto vedere giovedì. Però giustamente non potevi cambiarlo, allora la nostra tesoriera è andata in banca, ha cambiato il vaglio, adesso ti consegna la busta che è da parte di un'altra Emanuela. Grazie. Ecco qua, tutta per te.
Grazie. Cosa vuoi dire intanto a Emanuela che ti ha aiutato? Emanuela, grazie tante. Mi sollevi tanto il cuore così, grazie. Scusa se piango. Beh, va bene. Ma mi passa, ti ringrazio tanto. Perché vedi che la grande famiglia ti è molto vicina, la grande famiglia di Rete Veneta è vicina e sensibile a queste cose, e noi abbiamo fatto anche vedere come è giusto i soldi quando arrivano, dove vanno, a chi vanno, perché la trasparenza è una cosa che deve sempre esserci, assolutamente. Io la ringrazio, così tolgo via tutte le bollette che si sono accumulate. Era sempre una montagna di bollette. Perché sono spignorata da tanto tempo e si sono accumulate tutte le bollette che non mi fanno dormire la notte, e se non sono libera mentalmente non riesco a progredire nella guarigione. Comunque invece dai, vedrai, così, esatto, grazie dai. signora, la abbraccio tanto, anche se non l'ho mai vista, la ringrazio tanto e prego per lei, è una bravissima persona. E a tutte le persone e a che ti tutte hanno le persone aiutato. che mi hanno aiutato, le abbraccio tanto, tutti quanti, grazie, 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 vi voglio tanto bene a tutti quanti, grazie. E noi vogliamo bene a te e andiamo avanti che ce la farai.